Ben trovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Rieccoci con una nuova puntata di Penalty, come al solito tutto il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Sarà una settimana intensa quella che ci apprestiamo a vivere, perché si ritorna in campo, anche se soltanto nelle categorie, diciamo, principe dei dilettanti, nel campionato di Serie D e nel campionato di eccellenza. Ospiti di questa puntata, una accoppiata sicuramente particolare. Abbiamo il dirigente sportivo Claudio Cammarata, che saluto. Ciao Claudio, ben trovato. Buonasera, ciao Ettore, un saluto agli ascoltatori e ai telespettatori anche. Felice di avere rivisto qui anche Alessandro. Infatti l'altro ospite lo hai anticipato, ma siamo ben contenti sono che sia successo. Sono ben lieto di essere qui. Alessandro Settineri, che insomma ritorna a far parlare di sé, forse, chissà. Parentesi sfortunata, mi riferisco chiaramente al campionato di Serie D, perché l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, è stata una stagione da incorniciare, e penso che questo comunque sarà un ricordo che rimarrà indelebile almeno per te. No, sono delle scelte che si fanno, è stata una scelta ponderata, ho capito che probabilmente in quel momento non ero la persona preposta per dare quel contributo come avevo fatto l'anno precedente e continuare quel percorso meraviglioso che avevamo fatto, e ho deciso di dimettermi e farmi da parte, perché probabilmente qualcosa non collimava sul proseguio, e quindi con un profilo credo abbastanza basso ho scelto di lasciare l'incarico. Benissimo, adesso poi magari ci racconterai qualche altra cosa, soprattutto perché adesso da osservatore puoi dire anche un po' di più. Claudio, invece per te è stata una stagione particolarmente strana, no? Perché c'è stato questo ritorno nel campionato di eccellenza con la Leonzio e poi si è fermato tutto. Sì, come dicevo, quando ogni tanto la sto commentando, è una stagione bruciata, ma la mia è ancora di più, è carbonizzata. Uso sempre questo termine esatto, termine esatto, lo condivido appieno. Diciamo che se la stagione l'andiamo ad analizzare dal 1° luglio, è una stagione allucinante, cioè il 3 luglio, in piena stagione nuova, vinco il campionato di D e vado in C col Messina, che perdo perché vabbè, i programmi non coincidevano. Già il primo rammarico è questo, di aver iscritto il Messina quest'estate gratis per la mia professionalità, aspettando di sederci col presidente. Poi vado a Lentini, perché comunque la progettualità iniziale non era così male, noi avevamo una buona squadretta, dovevamo rimettere le basi, forse è stato questo che mi ha colpito. Il problema è quando comunque non hai le basi da poter piantare e poi ti affidi a certe persone, purtroppo tardivamente, ma in extremis, per quello che mi riguarda, hai dovuto patire Covid, sosta natalizia, ripresa che non cominciava mai, quindi 2 o 3 mesi da un pass, quando per 3 mesi la tua proprietà non ti prende il telefono, a quel punto ti fai una domanda e cerchi una risposta. Aspetti sempre una grande professionalità, perché comunque io ho fatto ogni pratica fino all'ultimo momento, di parlare, quando poi capisci che potresti morire prima di parlare, a quel punto, anzi devo dire sono andato via in tempo, perché lo sfacelo dell'ultima settimana è inconcepibile. È indecoroso anche e soprattutto, anche se parliamo di dilettanti, ma sempre indecoroso. Stiamo parlando di quella piazza, stiamo parlando di che ha una storia. Di altre prospettive, sicuramente non presentarsi a febbraio. Chiaramente parleremo approfonditamente anche e soprattutto di questa Leonzio, parleremo anche di San Cataldo, dell'esperienza vissuta ancora di più da Alessandro Settineri. Per intanto diamo subito il tabellino per quanto riguarda la giornata di Serie D che si è svolta domenica.
Si è giocata la quarta giornata di ritorno, ecco i risultati: Real Aversa 1925 batte Troina 1-0, Cavese batte San Cataldese 4-0, Città di Aciriale batte Trapani 2-0, FC Lamezia Terme Giarre 1946 0-0, Gelbison batte Biancavilla 2-1, Paternò batte Santa Maria Cilento 2-1, rinviata la partita Portici Castrovillari. Pareggio tra San Luca e Licata 0-0, Città di Sant'Agata batte Rendecalcio 4-0, ha riposato il Cittanova. In classifica abbiamo la conferma per quanto riguarda la Gelbison, in testa con 49 punti, con 44 la Cavese 1919, 43 per il Città di Aciriale, 42 FC Lamezia Terme, 37 il Paternò, 31 il Licata, 30 Città di Sant'Agata con il Cittanova, 29 punti Santa Maria Cilento, 26 San Luca, Portici 1906, con 25 la San Cataldese, 24 Real Aversa 1925, 23 punti per il Trapani, 21 per il Rende, 18 punti per il Castrovillari, con 13 punti Giarre 1946 Biancavilla ed infine chiude la classifica con 10 punti il Troina. Come ho detto poc'anzi, si ritorna in campo domani, guardiamo il tabellino delle partite che si disputeranno: Biancavilla Real Aversa 1925, Castrovillari Paternò, Giarre 1946, Cavese 1919, Licata FC Lamezia Terme, Santa Maria Cilento Città di Aciriale, Rendecalcio Trapani, San Luca Portici 1906, San Cataldese Cittanova, Troina Città di Sant'Agata. Ed iniziamo con la sconfitta del Troina e la voglio esaminare subito con Alessandro. Un Troina che torna a casa sconfitto ancora una volta, ma con una situazione certamente ingarbugliata per quanto riguarda l'aspetto societario. Galfano tenta di fare il miracolo, però è anche vero che per scendere in campo ci vogliono anche i giocatori. Ma credo che ci sia stata una settimana particolare, perché comunque c'era stato l'allontanamento di Angelo e poi è stato richiamato perché comunque non è arrivato niente al mercato e quindi era stato scelto Catalano, che poi ha rifiutato, che probabilmente ha capito che non aveva i margini, o comunque non reputava all'altezza la squadra. Però devo dire che lì sotto il Troina fino all'ultimo credo che debba provare a fare qualcosa di buono, a qualche buon giocatore. No, ma c'ha anche qualche buon giocatore. Secondo me questo mercato poteva essere utile per rafforzare un po' il contesto. Ora sono andati via 2 calciatori, un difensore e un attaccante, non so se ha fatto delle entrate. Però dico, era una squadra che già partiva con la penalità. Io l'ho incontrata in Coppa quando abbiamo vinto agevolmente, però era una squadra in costruzione. Poi l'ho vista successivamente ed era una squadra che comunque le partite le prova a giocare. Infatti, le gioca, nella fase iniziale della stagione questo Troina sembrava insomma di poter agevolmente intanto recuperare, e lo ha fatto, i punti di penalizzazione. Poi che cosa pensi sia successo? Tu che conosci la realtà di Troina. Guarda, molte volte al di là del Troina, chi parte con una penalizzazione è mentalizzato a recuperare. Questo è anche vero. Io mi ricordo qualche anno fa, un bel po' di anni fa, la Regina partita meno 11 in Serie A, con Mazzari, un campionato strepitoso, perché comunque magari fai un certo tipo di preparazione, devi essere già pronto, veloce. Il problema è che molte volte poi alla lunga la paghi quando poi sommiamo qualche carenza tecnica della rosa, qualche problema generale della società. Ce la può fare secondo te il Troina a salvarsi? A provare ad andarsi a beccare qualche posto rimanente. Il problema è che comunque la concorrenza è spietata. Ma anche il distacco bisogna... Anche il distacco è bisognerà valutare anche questo. Considerando anche che ci sono una marea di recuperi ancora, chi deve fare 2 partite, una di Trapani, credo 4. Sì, perché poi con il Messina che è andato via ci sono squadre che riposano, insomma in questo momento non ha una linea negli incontri. Anche chi aveva perso qualche punto se l'è ritrovato, certo. Chi invece aveva fatto punti probabilmente se li è visti tolti, tra cui credo forse... In questo momento vai a giocare e cerchi di prendere più punti che puoi, poi alla fine fai i conti, quindi devi essere sempre vivo
anche l'abbassare il livello, dire non ci arrivo, non lo sai, quindi Non lo sai. combatti fino alla fine. Ma infatti sono queste le dichiarazioni che Angelo Galfano ha rilasciato ad Aversa. Sentiamo la sua stessa voce e anche le immagini della partita, purtroppo persa appunto contro il Real Aversa per 1-0. Mi sono emozionato perché io non ho allenato la squadra per una scelta societaria tutta la settimana, scelta che va rispettata. Sono partito ieri con la squadra, avevamo 16 giocatori in distinta, tra infortuni e quelli che sono andati via, di cui di questi 16 2 non potevano giocare e 2 under della Juniores. Abbiamo giocato con 8 under, con 5 giocatori tutti fuori ruolo. Avevo i 2 quinti, un attaccante e un centrocampista, un difensore centrale e un terzino sinistro. Non avevamo un play, abbiamo messo un attaccante da play, Younes, e ragazzi gli avevo chiesto una prova d'orgoglio, dare tutto quello che avevamo, e loro mi hanno fatto emozionare perché hanno dato più di quello che gli avevo chiesto. Sicuramente non meritavano questa sconfitta, però il calcio è questo: quando si esce con grande dignità dopo aver dato tutto nessuno può dire niente. Mi dispiace veramente per loro, come ho detto prima hanno dato il cuore. Si guarda la classifica, se guardiamo come siamo partiti, per tutte le problematiche che abbiamo avuto, noi sul campo abbiamo fatto 19 punti, sicuramente non siamo ultimi in classifica. L'atteggiamento la squadra l'ha sempre dimostrato, noi nelle ultime 5 partite avevamo fatto 4 risultati importanti con squadre importanti, quindi questo atteggiamento che noi abbiamo avuto anche oggi i ragazzi l'hanno sempre avuto. Gli ho detto chiaro alla società: è normale che sono andati via molti giocatori, è normale che abbiamo bisogno di 4-5 giocatori, il presidente sa che se prende 4-5 giocatori tra gli svincolati questa squadra lotterà fino alla fine per salvarsi. Ma guarda, il Real Aversa a me aveva fatto una grossissima impressione anche all'andata, poi sicuramente anche loro hanno avuto qualche problema che non so, da lontano non posso giudicare, però è una squadra che gioca un buon calcio, quindi quando tu vai fuori casa nelle condizioni in cui eravamo noi e non meriti di perdere, credo che sia un grande merito dei miei ragazzi.
Dobbiamo parlare subito della San Cataldese, allora la battuta la faccio subito, mi sembra giusto e doveroso, con Alessandro. San Cataldo che torna comunque sconfitto da una grande realtà che è la Cavese, che da qualche settimana, da quando insomma ha completato anche l'aspetto tecnico dell'11 titolare, incomincia a fare punti dentro e fuori casa. Certamente la trasferta di Cava era difficile, la San Cataldese ha recuperato molti punti, molte posizioni in classifica, non è certamente da Cava che passa il punto salvezza. No, assolutamente. La Cavese ha trovato la giusta quadratura, ha completato la rosa con innesti che non c'è bisogno neanche Di super categoria, direi. Di categoria. Ha messo qualche under interessante come la Cese Caserta che sta facendo bene, che è un 2003. La San Cataldese probabilmente non ha avuto neanche il giusto impatto e è andato sotto e non è facile recuperare. Poi recuperare è sempre più difficile. Però devo dire che la San Cataldese sta facendo un buon percorso e in media ha un'ottima media. In questo momento è tranquillissima, è una squadra che non avrà difficoltà a salvarsi assolutamente. Guardiamo gli highlights, vittoria della Cavese 4-0 proprio contro la San Cataldese. Ben ritrovati all'appuntamento con il campionato di Serie D Girone I. Siamo allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni e state per assistere all'incontro valevole per la 23esima giornata tra la Cavese e la San Cataldese. Intanto si parte, ma ora c'è la Cavese in avanti con Bacio Terracino, il tiro, la grande parata da parte di Valenti. Pericolosissima la San Cataldese, area di rigore, Liga in mezzo. E poi è Caserta che perfeziona in calcio d'angolo. Vanegas si ferma, su di lui c'è Trentacoste, prova a andarsene dentro l'area, il cross debole, poi il tiro di Romizzi, palla buona, Palma, tiro, rete! Palma! Ale, 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 bum 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 bum! Viva, viva, viva Giuseppe Palma, terzo gol per lui in campionato. C'è Allegretti che approfitta di un errore di Vitolo, tiro e gol! Allegretti, Allegretti, Cavese 2, San Cataldese 0. Ale, 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 bum 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 bum. Vanegas al centro. Ecco, adesso chiamato in causa Vanegas, tira, palo di Vanegas. La posizione regolare da parte di Liga, area di rigore, Liga, tiro, deviazione, calcio d'angolo. Il pallone per Allegretti, buono, area di rigore, tiro, la parata di Valenti che poi recupera di scatto la sfera. Vanegas non riesce a concludere, poi dà la palla a Bacio Terracino, prova la conclusione Bacio Terracino, Ferotti. Anche Salvo a difendere, il traversone, Vanegas, Allegretti, tiro traversa di Allegretti, Bacio Terracino, rete, 3-0. Tuccio sul fondo, tocca all'indietro per la possibilità di conclusione di un giocatore della San Cataldese e poi la battuta effettuata da Salvo, mentre ora è andato a recuperare la palla Aliperta che lancia Allegretti, va in buona posizione e segna Allegretti, 4-0 della Cavese. Attacca Carbonaro, parte il lancio verso Foggia, il tiro di Foggia centrale. Foggia non riesce a saltare, c'è il colpo di testa all'indietro, Carbonaro, ma esce con il corpo Valenti. Finisce qua la partita, la Cavese ha battuto la San Cataldese 4-0 ed è meritevole degli applausi che certamente state sentendo dall'altra parte dei vostri apparecchi. Un Cittadina Ciriale che con la sua bella vittoria 2-0 contro il Trapani fa capire a tutti che sarà presente certamente nella bagarre finale per la vittoria di questo girone I del campionato di Serie D. 2-0 contro il Trapani, Claudio, un 2-0 che fa capire anche allo stesso Trapani che questa squadra c'è, è forte, mentre forse dall'altra parte, quindi sponda trapanese, qualche domanda se la debbono porre adesso. Sì, il Trapani credo che da qualche tempo deve porsi domande, ma ovviamente varie situazioni, come il giocatore di carte dice, vabbè, bruciamo il mazzo, facciamo bruciare l'annata perché tanto stai attento dietro ma con grande cautela, senza preoccupazioni.
Diciamo una stagione transitoria. Davanti, la si classifica ormai come una stagione transitoria. Assolutamente, tra l'altro quando poi tu metti in piedi una rosa in un ambiente importante come quello, poi non sai quali calabresi, le calabresi sì, ma non sai quali campane ti mettono dentro, quindi molte volte fai determinate scelte e poi anzi che non ci sono state le blasonate di qualche anno fa, tipo l'Avellino, Bari, Palermo. Sperando che il prossimo anno non ci sia il Catania a questo punto, perché potrebbe anche esserci questa non vedo bomba. altre soluzioni. Non vedo altre soluzioni. Attenzione, perché poi quando parliamo di Catania che dovrebbe acquisire il titolo di una società di Serie D. Non necessariamente. Non necessariamente, perché il sindaco potrebbe avere questa forza anche di convinzione in FIGC. L'altro giorno con il nostro Vate, quando parlo della mia professione, che è Nino Corsaro. Sì, noi ricordavamo il lodo Petrucci e tante altre cose. Io lo subì. Questo non è un lodo Petrucci, ovviamente, è una follia, è un salvacittà, chiamiamolo così perché può avere le sue ragioni, però società poco virtuose partono dalla D, il Parma in 3 anni è tornato in Serie A, quindi comunque alla fine, se comunque il calcio di certe piazze ben venga, però consideriamo che per 2 o 3 anni si è ammazzato il movimento di Serie D, perché l'anno scorso ci sono stati i 2 Messina che hanno lottato, ma gli anni precedenti, quando hai Bari, quando hai Palermo, non investi perché sai benissimo poi quale potrebbe essere la conclusione. E quest'anno, al di là delle ovvie considerazioni sul Trapani, dico, la Ciriale ha fatto benissimo, lotterà fino alla fine, anche se sono convinto che le due di testa alla fine si giocheranno loro Vedremo come andrà a finire, perché la stagione ci piace proprio perché ogni partita diventa quasi una finale. La Ciriale ha avuto pochissimi passi falsi. Sì, devo dire che qualche pareggio di troppo, ma poche sconfitte. Però è una squadra che non ha questi passaggi a vuoto e quindi ha uno scontro diretto in casa con la Gelbison comunque. Paradossalmente forse delle 3 è quella meno accreditata anche per rosa generale. Però devo dire che sta facendo bene. Il Trapani sì che ha 4 partite da recuperare, però viene da 2 brutte sconfitte, quelle in casa con la Cittanovese che non attraversava un buon momento. E questa sconfitta anche con la Ciriale. Questa sconfitta, e quindi anche per il blasone, come diceva prima Claudio, il Trapani è Trapani e quindi... Tra l'altro domani gioca a Rende, che non è una partita tanto facile. Oggi è uno scontro diretto. Infatti. Guardiamoci gli highlights con le relative post interviste dopo questa bella vittoria del Città di Aceriale 2-0 contro il Trapani. Abbiamo pressati abbastanza bene, siamo ripartiti sempre con grande cognizione, abbiamo avuto anche qualche occasione per fargli molto male e abbiamo preso un gol dove ci sono anche gli avversari che hanno fatto, a cui faccio i miei complimenti perché è una squadra buona, forte, perché non avrebbe quei punti in classifica, con giocatori importanti che hanno grande tasso tecnico, grande fisicità e soprattutto con un giocatore che in queste categorie come Lodi che c'entra assolutamente poco, però noi credo che non abbiamo per niente sfigurato, mi dispiace tremendamente per i nostri tifosi, ma soprattutto per i miei giocatori che hanno cercato di dare il massimo, ci sono impegnati fino al 90esimo, ci sono aiutati. Il secondo gol è venuto fuori dopo 2 minuti, mi sembra, del primo tempo, su una palla inattiva dove loro hanno sfruttato i tanti centimetri in più che hanno rispetto a noi. Questo è un gruppo che tutti sanno cosa devono fare. Ogni ragazzo ha la sua chance, se esce più grande entra più piccolo. Tutti si allenano nel loro ruolo e fanno tutti quello che devono fare.
perciò sanno che sono tutti quanti partecipi delle decisioni che prende il mister e sanno che se manca Lodi gioca il ragazzino a posto di Lodi, se manca Figliomeni gioca contro la difesa piccola, non ci inventiamo nulla né nell'allenamento né in partita e perciò i ragazzi sanno tutti quanti cosa devono fare. Si è conclusa 0-0 invece la partita tra FC Lamezia Terme ed il Giarre, un Giarre che finalmente torna a casa con un punto, perché insomma le ultime trasferte, Claudio, non erano state certamente positive, tra l'altro veniva da una bella vittoria sofferta ma importantissima per la classifica 7 giorni prima. Adesso bisogna dare continuità. Esatto. Ovviamente non la devo vendere a nessuno, io prima della partita in sede di pronostici, quando se facciamo le scommesse quelle lecite ovviamente presso i punti vendita, anche se siamo dei tesserati, lo facciamo tutti, quindi le cose È vero, diciamo, lo fanno tutti. magari mandi un figlio o un fratello a effettuare la giocata, non l'ho giocata, però l'ho avuta questa sensazione, Che avrebbe potuto non fare tornare. La Lamezia è una squadra che magari ha fatto in qualche prestazione fatica a trovare il gol con continuità. Però è uno squadrone. Però è anche vero che nelle ultime settimane ha preso dei giocatori che ti fanno la differenza, Terranova su tutti. Ben sistemata, c'è anche Sabatino, le cose fatte bene. Però davo credito al Giarre. Giarre che a questo punto potrebbe tentare questa salvezza, Alessandro? Allora, di Giarre... Domani c'ha la Cavese in casa, però attenzione. Allora, il Giarre ha questo inizio di campionato, cioè di ritorno, con tutte squadre importanti, deve cercare di fare più punti possibili e rimanere aggrappato ai play-out e dopodiché secondo me ha tutto il tempo, perché è una società che comunque che ha sempre creduto in questa salvezza, cioè ci crede, c'è tanta passione da parte del duo di presidenti, lo stesso direttore Arena. Arrivano tantissimi giocatori anche durante il corso della settimana. Però ti fa capire che comunque magari non vogliono mollare. Avranno sbagliato qualche cosa, non lo so, dico, non bisogna mai entrare in merito di situazioni che non si conoscono, però dico, percepisci dall'esterno che è una società che sta facendo tutto il possibile, questo è vero, per cercare di arrivare all'obiettivo. Magari sta pagando anche lo scotto di essere neofila nella categoria e quindi l'impatto non è stato quello che si aspettavano. Un po' lo paghi, è vero. Magari ha pagato questo, però la buona volontà è indiscutibile di questa società. Guardiamoci gli highlights, pareggio 0-0 tra FC Lamezia Terme e Giarre 1946. Ventitreesima giornata del campionato di Serie D Girone I. La sfida tra Lamezia Terme e Giarre termina 0-0. Un pareggio a reti inviolate che lascia l'amaro in bocca ai giallo-blu lametini, i quali hanno dominato la partita dall'inizio fino alla fine, senza riuscire però mai a sfondare il fortino difensivo degli ospiti siciliani. Al guido di Ippolito, gli uomini di Campilongo fanno registrare un'altissima percentuale di possesso palla, tante occasioni da rete, ma il gol purtroppo non è arrivato.
Nel primo tempo, nonostante un pressing asfissiante sulle fonti del gioco lametino, si veda la stretta marcatura uomo su Corapi, i gialloblu si rendono molto pericolosi. Fra i più attivi vi è sicuramente Mauro Bollino, il quale è protagonista anche di un episodio dubbio in area di rigore. È un monologo lametino, quelli in scena al D'Ippolito. I gialloblu insistono e cercano in tutti i modi di segnare, ma i vari tentativi non si rivelano vincenti. In più di un'occasione l'estremo difensore ospite, Giannini, è messo in affanno dai tentativi di cross di Corapi e compagni, ma riesce sempre a cavarsela respingendo come può. Sullo scadere del primo tempo una ghiotta occasione da gol capita sui piedi di Amenta. Il terzino sinistro non riesce però a calibrare bene il destro e spedisce alto sulla traversa. L'ultimo tentativo della prima frazione è affidato al sinistro di Benson, che colpisce però male. Nella ripresa, mister Campilongo decide di variare assetto tattico, passando al 4-2-3-1, concedendo in tal modo maggiore spazio di manovra a Corapi. È sempre dai piedi del capitano che si avviano le manovre offensive dei gialloblu, ma nel secondo tempo, così come nel primo, la porta sembra essere stregata e gli assalti lametini non producono gli aspetti sperati. Gli inserimenti dei vari Provazza, Umbaca e Rusescu ravvivano il fronte offensivo giallo-blu, ma il gol non vuole arrivare. Sugli sviluppi di una delle tante azioni sulle fasce, cross in area per Bollino, protagonista di uno splendido gesto acrobatico che centra in pieno la traversa a gioco però fermo. Ci provano anche i difensori a segnare il gol vittoria, ma prima Sirignano, poi Amenta non riescono a far male a Giannini. Intorno al 75esimo bella azione di Umbaca che tenta il tiro a giro, ma il portiere ospite controlla senza problemi. Buon ingresso in campo anche di Rusescu, il numero 10 guadagna una punizione, ma la conclusione di Corapi è respinta dalla barriera. Ennesimo calcio d'angolo e splendido colpo di testa di Rusescu, palla che finisce ancora una volta fuori. All'86esimo Corapi vede e premia l'inserimento in area di Miliziano. La sua conclusione è però miracolosamente respinta da Giannini, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Vano è l'assalto finale. La gara tra Lamezia Terme e Giarre termina sul risultato di 0-0. I lametini saranno ora impegnati nel turno infrasettimanale di mercoledì 16 febbraio in trasferta contro il Licata. Quando nasce una partita così ci vuole la stoccata, ci vuole la giocata. Oggi non abbiamo avuto la giocata perché penso che se avessimo avuto la giocata saremmo andati in vantaggio, credo che la partita diventava diversa. Ti ho detto, a un certo punto quando tu metti 10-15 volte la palla in mezzo, là se c'è l'attaccante, magari ecco la stoccata ci è mancata là, magari nell'accompagnare. Ho provato a togliere Bollino perché Mauro non è che stava demeritando, però ormai non ce la faceva più, aveva speso tanto. Pietro credo che Terranova oggi non sia entrato mai in partita, è stato proprio secondo me un pesce fuor d'acqua, anche se Pietro l'ho tenuto in campo fino a un certo punto perché mi aspettavo anche mettendolo sotto punta che mi potesse risolvere la partita con una sua giocata, no? Che ha questo tiro, magari con una punizione oppure con una giocata delle sue, però questo non è avvenuto e quindi abbiamo avuto, secondo me, nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo tenendo la squadra là sempre nell'area di rigore loro, però poi ci è mancato il guizzo finale, la palla giocabile, la palla filtrante, la punta che ti fa una giocata e ti risolve la partita. Siamo stati ordinati, abbiamo fatto secondo me meglio nel primo tempo e nel secondo tempo poi potevamo approfittarne addirittura su qualche scelta, su qualche ripartenza, ma sarebbe stato chiaramente il massimo. Così abbiamo preso un punto, abbiamo mosso la classifica, per noi ogni punto può essere quello decisivo. Sicuramente venire a pareggiare alla Lamezia vale doppio. In testa troviamo la Gelbison anche per questa settimana, Gelbison che liquida 2-1 il Biancavilla. Era una partita certamente importante sia per la Gelbison che per il Biancavilla che addirittura era andato in vantaggio, Alessandro, però è anche vero che poi la forza tecnica in un campionato di Serie D, e credo che questo tu me lo possa confermare senza nessun problema, poi alla fine viene fuori. La Gelbison ha 7 attaccanti per 2 posti. Quindi questa è la risposta migliore che ti posso dare. Tu puoi fare
l'allenatore non ha problemi nel scegliere. Poi probabilmente hai quelle soluzioni che qualcun altro non... Anche in corso partita. Ma soprattutto in corso partita. Cioè, ha giocatori comunque di spessore, giocatori abituati a stare sopra, giocatori che comunque hanno fatto benissimo nella prima parte di stagione. Fael è un giocatore che aveva fatto benissimo col Sant'Agata, aveva impressionato per la qualità. Effettivamente hanno avuto soltanto qualche settimana di rallentamento, con qualche pareggio di troppo, però la continuità della squadra c'è in tutta la stagione. Ma credo che ci sia un grande gap a livello qualitativo fra la Gelbison e il Biancavilla. Quindi nessuno come abbiamo fatto il discorso per prima la San Cataldese o altre, probabilmente è una sconfitta che puoi mettere nel conto, andare a prendere punti in altre circostanze. Per qualche istante, insomma, il Biancavilla vincendo contro la Gelbison, insomma, questo sto dicendo, ci può stare, sarebbe un bonus, però lo metti in conto che vai e torni con una sconfitta. È vero. Gelbison che è pronta secondo te per la Lega Pro? Tu che insomma la conosci bene la categoria. L'anno scorso la Gelbison era una delle squadre che mi ha che ti aveva impressionato maggiormente. Nettamente meglio dell'FC dal punto di vista del gioco, dell'impatto sul campo. Aveva qualche punto di ritardo, quindi l'anno scorso la tenemmo lontana, soprattutto dopo che pareggiammo lì alla sesta di ritorno 2-2 con la CR Messina. Sapevamo che andando al ritmo che dovevamo imporre, abbiamo fatto credo 2 pareggi, il ritorno è stato stellare da parte della nostra squadra. Quindi la Gelbison comunque sarebbe stata sempre a quei 5-6 punti che non ti faceva danno. Ma fosse stata più vicina ci avrebbe fatto già paura l'anno scorso. Infatti con quell'ossatura già dello scorso anno, qualche aggiustamento e quest'anno esprimeva anche un bel gioco, era una realtà di questo campionato e credo che... Ha cambiato allenatore. Sì, dico. Ha cambiato allenatore, infatti Esposito, ex allenatore del Santa Maria Cilento. Esatto. Che si esprimeva bene. Quindi evidentemente l'anno scorso è stata una di quelle... Esprimeva un bel gioco anche quello. Ti dico che la differenza, perché secondo me il Santa Maria del Cilento è una squadra che ha tanta qualità, quest'anno è fra quelle che mi sta deludendo un po' di più. Il tocco dell'allenatore. No, se ti devo dire in termini di risultati, è una squadra che per la qualità di alcuni calciatori, per la struttura che si porta da anni dietro, è una di quelle squadre che poteva magari fare uno step in più. È vero. Però ti ripeto, l'anno scorso era una squadra che aveva un calcio piacevole di idee e la stessa cosa la sta ripetendo. Guardiamoci gli highlights: vittoria della Gelbison 2-1 contro il Biancavilla. Io penso che abbiamo in squadra tanti giocatori in grado di prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria. Oggi ci ha pensato il capitano e non è un caso, è una rosa costruita anche per questo, perché nei momenti di difficoltà è una parola esagerata, però nei momenti in cui abbiamo bisogno della giocata del singolo, oggi con la Cavese ha tirato fuori Ciccio e siamo molto contenti perché poi la partita ha preso tutto un altro piede. Allora, l'analisi, abbiamo l'amarezza tutti che abbiamo perso la partita, però dobbiamo guardare il lato positivo. Noi siamo una squadra che siamo venuti qua a stare alti, a fare una guerra. Forse qualcuno pensava che noi venivamo qua, ci mettevamo dietro e aspettavamo la squadra, ma il mister voleva che stiamo alti, che facciamo una guerra e ci ha caricato da tutti e abbiamo trovato il gol subito. E niente, abbiamo dato tutto, poi alla fine, secondo tempo, non da dimenticare che avevamo 7 ragazzini in campo
ci mancava qualche giocatore importante dentro il campo, tutti abbiamo dato quello che potevamo dare, adesso c'è l'amarezza, però pensiamo alla prossima mercoledì uno sconto diretto e penso che arriviamo positivi su quel punto. È un po' il filo conduttore di questa stagione. I primi 11 li stancano e gli altri 5 li finiscono gli avversari. È un po', ripeto, è una squadra costruita anche per questo. In fase di mercato con il presidente e con il direttore Pascuccio abbiamo individuato profili che potessero entrare a partita in corso con determinate caratteristiche che potessero spaccare, come si suol dire, la partita. Noi siamo stati molto bravi a rimanere pazienti e calmi, a non farci prendere dal risultato. Abbiamo continuato a fare quello che dovevamo fare, nonostante avessimo sbagliato tante occasioni da gol. Penso che un po' tutti l'abbiamo fatto il pensiero che la partita fosse stregata, che la porta fosse stregata. I ragazzi hanno continuato a credere in quello che viene proposto e sono stati premiati dalla vittoria. Qui e reggere l'urto di una corazzata come la Gelbison non è semplice, non è facile, l'abbiamo visto anche in precedenza tutte le altre che sono venute qui, le difficoltà che hanno incontrato, quindi sapevamo già il valore della squadra, della Gelbison, quindi ci tengo principalmente a fare veramente i complimenti ai ragazzi che fino all'ultimo hanno dato tutto e diciamo in tante occasioni della gara, ma veramente intanto siamo riusciti anche a essere pericolosi e a giocare una gara quasi alla pari. Ritorna alla vittoria il Paternò di Alfio Torrisi, 2-1 contro il Santa Maria Cilento. Parliamo di Torrisi a questo punto. Insomma, questo allenatore al debutto nella categoria, questo Paternò che probabilmente all'inizio non aveva mai valutato che insomma, potesse sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista qualitativo competere comunque con tante altre belle realtà. Claudio? Sì, ma infatti volevo andare controcorrente, nel senso tutti dall'inizio la sorpresa, se dopo 7 mesi sei là non sei più una sorpresa. Non sei più una Vuol sorpresa, dire che stai certo, chiaro. costantemente ribadendo domenica per domenica la bontà della cifra del tuo impegno, del tuo stare in campo, del tuo ottenere risultati, perché a volte partecipare è importante, vincere è l'unica cosa che conta. Beh, Strianesi ha fatto anche un buon lavoro insomma, di raccolta di giocatori. Oggi il binomio composto dal mister e da tutto quello che riguarda Paternò si sta confermando domenica dopo domenica, quindi se è un discorso che poteva andare bene fino a prima di Natale, adesso il Paternò non è una sorpresa, è una realtà sicuramente di questo campionato. È vero, è vero. Alessandro, a proposito del Paternò, Torrisi al debutto insomma, si è comportato, abbiamo detto, benissimo, sta continuando. Questa favola potrà regalare veramente la sensazione di un playoff quasi inaspettato? Ma mi allaccio al discorso di Claudio. Credo che in questo momento a Paternò ci sia tanto entusiasmo, tanta competenza, non solo dell'allenatore ma anche del direttore. Chiaro. E di una società vicina e attenta. E poi
è una rosa che ha qualità. Calogero La Piana. Sì, ho capito, però alto io tasso credo tecnico. che anche chi è andato via come Camarà aveva fatto benissimo, aveva contribuito alla grande a questo gruppo. È arrivato anche Alessio Rizzo, che è un ragazzo che ora viene scoperto da molti. Probabilmente qualcuno lo conosceva da prima, l'aveva cercato precedentemente, e che ha trovato la giusta dimensione per valorizzarsi. Ma l'acquisto di questi giocatori ci fa capire quindi che in società un po' questo sogno dei playoff lo stanno credo che il Paternò abbia un direttore che conosce benissimo la categoria, che conosce i momenti, una società che gli dà enorme fiducia, che ha coccolato e protetto l'allenatore sempre, e questo gli dà grande fiducia. Bravo anche lui nel ripagare con i risultati. È dei giocatori che oggi sono certezza. Buontempo credo che oggi sia fra i migliori difensori della categoria. Certamente. Quindi in realtà non è una squadra così quasi impreparata. Ecco, venuta dal nulla. È stato bravo a prendere nel mercato anche dei giovani, per chi li conosce, qualche buon 2003 è andato a pescarlo e se lo sta ritrovando. Quindi anche l'azione di miglioramento da parte della società, quindi del direttore, è stata costante nel modellare e aggiungere qualche tassello. Alessio Rizzi è arrivato dopo, il ragazzino Castorina è arrivato il 2003 dopo, quindi questo ti fa capire che è una società che è attenta all'evolversi, e probabilmente oggi tutte le componenti vanno ad hoc perché a volte è così per il proseguo. Quindi secondo me oggi è da considerarsi fra le squadre che probabilmente... rivelazione senz'altro, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Guardiamoci gli highlights. Vittoria 2-1 proprio del Paternò contro il Santa Maria Cilento. Buon pomeriggio dallo stadio Falcone e Borsellino di Paternò. Sta per cominciare il match tra Paternò e Polisportiva Santa Maria. Pronti, partenza, via. Ovisac può andare via, la mette al centro, Maggio, e arriva il vantaggio dei giallorossi, 1-0 del Santa Maria con Domenico Maggio. Il Paternò recupera un buon pallone a centrocampo, il lancio per Mascari, attenzione davanti a Grieco, e arriva il pari dei padroni di casa. Ancora gli Atenei, ci provano con la Piana, bravo Grieco a respingere il tentativo dell'attaccante della Paternò. Avanzano ancora i padroni di casa, Cangemi salva Grieco, poi allontana la difesa giallorossa. Punizione interessante per il Santa Maria, pallone dentro, Maio, il tiro murato, ancora giallorossi avanti, Maio si gira, la difesa della Paternò si salva. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, il tiro di Rizzo, miracolo di Grieco in calcio d'angolo, e allora si va al riposo sul punteggio di 1-1. Si ricomincia per il secondo tempo, Cilentani in avanti, la girata di Domenico Maggio, fuori misura, c'è la ripartenza della Paternò, il pallone arriva sui piedi di Rizzo, il tiro, e il pallone che finisce in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Non succede praticamente nulla nella parte centrale del secondo tempo, siamo in pieno recupero, il cross di Conio si intercetta la difesa, poi il pallone viene bloccato dal portiere. E arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Il Paternò vince in rimonta 2-1 contro la Polisportiva, che adesso mercoledì riceve al Carrano la Cireale. Purtroppo l'ho sempre detto, questo è un campionato difficile, un campionato che se non stai attento per 100 minuti, se non hai sempre l'attenzione al massimo, ti puniscono. Dobbiamo fare tesoro degli errori e ripartire al più presto. L'avversario ci aveva studiato bene, cercava di indirizzarsi su uno dei due centrali e poi alzarsi per far male. Sapevamo che loro lo facevano benissimo, però abbiamo peccato un pochino di inesperienza, diciamo così. Ripeto, io mi arrabbio solo quando gli errori sono ripetitivi. Sbagliamo tutti, io sono il primo che sbaglia tutti i giorni, quotidianamente. Sono il primo responsabile, mi prendo tutte le responsabilità, l'unica strada che conosco è il lavoro. Come è successo in tantissime altre volte, nella maggior parte dei casi, oggi attraverso una grande prestazione il Paternò
ha dimostrato che quando vuole riesce a fare cose importanti, ha avuto la possibilità, ha vinto, ha meritato, e soprattutto vorrei sottolineare che siamo andati sotto in un momento ancora difficile, perché diciamo che siamo in una situazione tipo un malato che sta uscendo quasi guarito. Andare sotto dentro casa poteva psicologicamente destabilizzare la squadra, non l'ha fatto, siamo stati sereni, concentrati, abbiamo messo sempre i nostri argomenti, i ragazzi hanno messo gli argomenti in campo con serenità, l'hanno pareggiata, l'hanno vinta, potevano chiuderla, potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza per fare il terzo gol, però penso che a questo Paternoso si può solo battere le mani, fare i complimenti. I ragazzi come sempre hanno dimostrato che quando facciamo quadra riusciamo a trovare le soluzioni tra di noi e ricompartarci per cercare di fare il meglio, e i ragazzi oggi l'hanno fatto in una maniera eccellente, quindi bravi loro come sempre. Voglio parlare del Licata e lo faccio subito con Claudio. Insomma, Claudio ci ha vinto un bel campionato con Giovanni Campanella in eccellenza, un Licata che ha regalato spettacolo in quella stagione, ma che comunque anche con Romano quest'anno in Serie D, devo dire, ne parlano tutti bene, grande intensità. Che succederà adesso a Licata? Che stagione deve essere disegnata? Allora, intanto hanno anche smembrato un gruppo storico dei Civilleri, dei Maltese, dei Cannavò. Hanno voluto dare una svolta probabilmente, un rinnovamento. Era giusto che così fosse. Io credo che per il Licata arrivare sesti è l'esatto obiettivo, anche perché, diciamocelo sinceramente, il playoff molte volte ti dà soltanto un altro mese di lavoro in e obiettivi. Cioè, chi ha inventato i playoff in Serie D merita veramente la gogna mediatica. È una pazzia i playoff che se ti vanno benissimo non succede niente, quindi pensa agli altri. Se ti va male, come minimo a volte devi spendere anche dei soldi per fare le trasferte. Anche, no, ma non solo, perché comunque sì, c'è un obiettivo, è sempre bello arrivare quinti, quarti rispetto a sesto, però dico comunque il gioco non vale la candela, perché non è solo la trasferta, le 2 trasferte qualora andassi avanti, devi gestirti un altro mese. Io lo classificherei un posizionamento da curriculum. Allora, quando noi siamo stati investiti dall'ondata lockdown, avevamo appena battuto il Palermo, eravamo sesti, quella è la collocazione migliore per una realtà di questo tipo, quindi grande visibilità, non ti vai a giocare la promozione perché probabilmente ancora non sei pronto, eviti anche degli inutili sprechi. Sono qui. Perfetto, perfetto. Guardiamoci il servizio, pareggio tra San Luca e Licata 0-0. Corrado al varo di San Luca, 23esimo turno del campionato di Serie D per il girone Licata di mister Romano, reduce dalla prima sconfitta interna stagionale contro la capolista Gelbison per 3-1, rende visita al San Luca che invece ha osservato il proprio turno di riposo nell'ultima uscita. Inizia questa sfida con la prima occasione sui piedi di Minacori, riesce poi a liberare la retroguardia sanluchese, ma c'è un fallo commesso da Cappello, batte un colpo il San Luca col tentativo totalmente sballato da parte di Pelle che non può inquadrare la porta di Truppo. Dal piazzato successivo di Levegue svetta Maesano ma scheggia la parte alta della trasversale, ci riprova il San Luca. I tentativi però della formazione mister Canonico risultano piuttosto velleitari. Passiamo allora al film della ripresa, ancora il San Luca che prova a spingere, palla sul secondo palo sempre per Maesano, questa volta non inquadra il bersaglio grosso, molto attivo il numero 19 di mister Canonico, sfonda ancora sulla sinistra il San Luca, palla sul secondo palo ancora per Maesano che va col destro, una prima occasione, resta lì il pallone. Mucchio selvaggio in area delicata che in qualche modo riesce a uscire indenne da questa pressione costante del San Luca. Dal corner che ne consegue esce Truppo, resta lì il pallone, ancora una carambola sulla linea di porta dopo aver colpito per la seconda volta la traversa Maesano, tra le veementi proteste locali che avrebbero voluto accordato una rete. Licata che ci prova a difendersi con le unghie e con i denti. Qui si deve guardare a questo tentativo che lambisce il palo alla sinistra di Truppo, batte un colpo per la formazione di mister Romano con Minacori che scappa via sull'ottmancino. Minacori
Sfavorito in questa occasione anche da un rimbalzo non perfetto, San Luca però torna ad offendere, questa volta lo fa dal binario destro sempre con Maisano, deviato il suo tentativo che Truppo controlla e smanaccia in angolo. Ancora una ripartenza delicata con Minacori che scappa via sul binario, Mancino controlla il pallone, dà uno sguardo dentro lì dove c'è ad assistere il proprio compagno di reparto, poi decide di andare da solo Minacori, il destro non inquadra la porta di Truppo. Prova allora con Giordano a mettere dentro questo pallone, arpionato da Samake, il capocannoniere prova a girarsi, in qualche modo si accartoccia sul pallone Scuffia, sfonda ancora a destra il San Luca, l'intervento di Cappello è regolare per il direttore di gara, può sventagliare allora Candiano per un compagno che va al volo, ancora una volta tentativi velleitari per la formazione di mister Romano e comunque resta in partita. Qui ancora un cross messo dentro per Samake, non arriva sul pallone, sbuca alle sue spalle Mazzamuto, cerca il mancino a giro, non abbastanza. Secondo minuto di recupero, palla messa in the box dal San Luca, palla a rimorchio, atterrato un calciatore, massima punizione per la compagine calabrese accordata dal direttore di gara. Sul punto di battuta va Carbone che si lascia ipnotizzare da Truppo, salva il Licata, l'estremo difensore giallo-blu. Al Corrado Alvaro termina così, San Luca 0, Licata 0. Appuntamento alla prossima. E chiudiamo il tabellino per quanto riguarda il campionato di Serie D parlando del Città di Sant'Agata che comunque insieme al Licata e al Paternò quest'anno grazie al cielo problemi non ne hanno. Alessandro. No, è una squadra che io trovo una squadra interessante che ha un'idea di gioco, una società sanissima, con una società che ti fa stare bene, che ha maturato l'esperienza dell'anno scorso dove ha... Anche grazie a Giampà, perché sì, l'arrivo di Giampà a metà campionato io ti sto dicendo proprio questo, che l'idea di gioco la dà Mimmo, è una squadra che ha ritmo, è una squadra che mi piace, ha calciatori che stimo tantissimo, che volevo con me ma che non si è potuto fare. Succede. Però dico, sono calciatori di alto profilo, e credo che comunque se tu parli di Paternò sorpresa devo dire che anche il Sant'Agata sta facendo bene, perché è una squadra piacevole. È vero. Città di Sant'Agata, poc'anzi giustamente Alessandro sottolineava che è una società che ti fa lavorare e questa sicuramente è una componente fondamentale. In la serietà oggi è, credo, predominante su ogni altra cosa. Fa pensare molte cose però no? Quando diciamo che c'è una società che ti fa lavorare e ti dà serenità. Ma soprattutto li conosco da tempo, sono una realtà consolidata anche come gruppo dirigenziale. Credo che qualche anno fa cambiò il presidente, ma lo zoccolo duro è sempre quello. Io ricordo 5 anni fa quando mi calai in queste realtà dopo altri palcoscenici, il Sant'Agata era contento che il Troina era stato messo nell'altro girone perché ambiva alla promozione che poi non conseguì in quel momento, ma poi è stata sempre pronta a fare campionati di vertici, uno di questi concluso con la promozione. Poi sinceramente ho dei ricordi eccellenti dei rapporti con queste persone, anche poi la Cabala, e ho vinto il campionato con Licata e con Messina tutte e due volte. In quel campo della città di Sant'Agata, è vero. Ah sì, allora. È stato carinissimo un collega che mi disse non ti voglio più vedere qua all'ultimo di campionato. È vero. Guardiamoci la vittoria della città di Sant'Agata 4-0 contro il Rende Calcio. Il Città di Sant'Agata non concede sconti nemmeno nel Rende, con un poker di reti fa suo l'importante sfida in chiave salvezza. I biancoazzurri conquistano altri 3 punti fondamentali portandosi a +9 sulla zona play-out. Una sfida che si apre con il Rende a provarci dopo 12 minuti, ma il tiro di Trovato viene smorzato da Squillace e Beters può bloccare senza affanno. Il Sant'Agata risponde al 14° con il tiro di Bongiovanni che deviato si stampa sulla traversa. La gara vive di continui capovolgimenti di fronte. Al minuto 20 il sinistro di
Nardini costringe Betters a rifugiarsi in angolo, ma al 33esimo è il Sant'Agata a sfiorare il vantaggio con Catalano che dall'angolo calcia a rete, trovando il salvataggio sulla linea di porta di Novello, e sulla ribattuta il destro di Bongiovanni non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che 3 minuti dopo non c'entra nemmeno Cicirello, la cui girata si perde alta sulla traversa. Il Rende non sta a guardare prima dell'intervallo, si rende minaccioso per 3 volte, prima con Trovato il cui tiro deviato finisce alto sulla traversa, poi con Novello che chiama ancora una volta Betters alla deviazione in angolo, ed infine con Nardini che di testa da posizione vantaggiosa manda il pallone sul fondo. Nella ripresa con il Sant'Agata che dopo Brugaletta perde anche Favo per infortunio, sono ancora gli ospiti a cercare la via della rete, con Nardini che al 48esimo manda di poco alla sinistra del portiere e Coniglio che subito dopo non riesce a fare di meglio, sfiorando di un soffio il palo. Poi però il Sant'Agata trova l'episodio favorevole quando al minuto 60 Frisenna calcia da fuori con Mittica che si lascia sfuggire il pallone che spiana i biancoazzurri la strada verso la vittoria. Insistono i padroni di casa e 3 minuti più tardi Cicirello si presenta in area avversaria, ma con mestiere viene fermato al momento di calciare. Il capitano santagatese però si rifà al minuto 66 quando raccoglie l'invito di Catalano e con una splendida rovesciata fulmina Mittica, facendo così Città di Sant'Agata 2, Rende 0. Applausi a scena aperta per l'attaccante biancoazzurro che si prende la giusta ovazione del Fresina, firmando così il suo quinto sigillo in campionato. Il Rende accusa il colpo e così il Sant'Agata ne approfitta per affondare ancora altri 2 colpi mortali con Squillace che al 74esimo con una perfetta conclusione mancina insacca il pallone nell'angolo dove il portiere non può arrivare per il tis biancoazzurro, e Alagna che all'87esimo cala il poker raccogliendo la solita pennellata di Catalano e battendo col mancino Mittica per il gol che fissa il punteggio sul definitivo 4-0 per i suoi. Il Sant'Agata vola in classifica al 7° posto con 30 punti, mentre il Rende rimane in quint'ultima posizione con 21. Per chiudere dunque il discorso riguardante questa Serie D, voglio una passerella conclusiva anche dei nostri ospiti su questa stagione tortuosa del campionato di Serie D, perché anche il Covid insomma ha creato come al solito rinvii e tanti problemi all'interno di ogni società. Claudio, secondo te Gelbison a questo punto leggermente avvantaggiato rispetto a Cavese, Lamezia e Aciriale? Allora, 10 giorni fa ti avevo detto leggermente avvantaggiato. L'Omasto, Aliperta, Foggia, l'ossatura del Messina dell'anno scorso, mi fanno dire aspettiamo ancora qualche partita. Qualche scontro diretto probabilmente. Sì. Stesso discorso anche per Alessandro? Ha speso un'infinità la Cavese, per cui credo anche la Gelbison. Sono 2 squadre, a prescindere dal budget, che mirano e puntano, lo hanno da sempre dichiarato, alla vittoria finale, e credo che alla fine una delle due la riuscirà a portarsi a casa la vittoria. Sì, credo. Bene, vedremo quello che succederà a partire già dalle prossime partite, addirittura già da domani, quando tutte le squadre del campionato di Serie D ritorneranno in campo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e tra poco parleremo del campionato di eccellenza. Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei. Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti. L'Italia siamo noi, siamo l'Italia che continuerà a vincere. Siamo l'Italia che non ha dubbi nel fare il vaccino. E che anche in vacanza può fare la scelta giusta. In cui ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri. Siamo l'Italia che ha fiducia nella scienza. Facciamo il vaccino? Per te, per me, per tutti noi. Ma rispettiamo ancora le regole di comportamento. Con il vaccino vinciamo insieme.
la vita che volevo tutta qui. Riprendiamoci il gusto del futuro. Molti sogni per arrivare qui. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi voglio ricordare che siamo in onda anche il mercoledì ed il giovedì a partire dalle ore 13 sul canale 17 di 7 Gold. Non andremo in onda comunque domani mercoledì, ma andremo in onda soltanto questa settimana il giovedì, mentre invece poi dalla prossima ritorneremo puntuali con il programma bisettimanalmente sulla frequenza di 7 Gold, vi ricordo canale 17, anche se potrete seguirci sul canale 78 di Gold 78 nel solito nostro orario serale del martedì alle 21. Parliamo del campionato di eccellenza, parliamo subito del girone A. Si è giocata la quarta giornata di ritorno, si ritornerà tra l'altro in campo anche per il campionato di eccellenza domani, per intanto guardiamo i risultati di domenica. Profavara batte Cus Palermo 3-0, Parmonval Mazzara Calcio 1-1, Agragas 2018 Dolce Onorio Marsala 1-1, Canicattì batte Casteltermini 3-0, Don Carlo Misilmeri batte Castellammare 2-1, Enna Calcio Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-1, Mazzarese.2 batte Monreale 1-0, Unitas Sciacca Nissa FC 0-0. In testa, ennesima vittoria del Canicattì che proietta la squadra di Bonfatto ancora più solitaria in vetta in questo girone A del campionato di eccellenza. In classifica la troviamo infatti al primo posto con 45 punti, 40 per la Don Carlo Misilmeri, 35 punti Agragas 2018, 34 Profavara, 30 punti per Nissa FC, Mazzara.2, Enna Calcio e Castellammare. Con 29 punti l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 25 Mazzara Calcio, 24 punti Unitas Sciacca. Con 22 la Parmonval, 12 punti Casteltermini e Monreale, 10 Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 8 punti. Domani di nuovo tutti in campo, eccolo qua il tabellino degli incontri, Cus Palermo Don Carlo Misilmeri, Castellammare Canicattì, Casteltermini Mazzarese.2, Dolce Onorio Marsala Enna Calcio, Mazzara Calcio Agragas 2018, Monreale Parmonval, Oratorio San Ciro e San Giorgio Unitas Sciacca, Profavara Nissa FC. Voglio iniziare subito dall'Agragas che pareggia 1-1 al debutto di Terranova dopo le dimissioni, anche se insomma un po' strane, di Giuseppe Anastasi. Alessandro. Ma credo che l'Agragas con questo passo falso abbia definitivamente tagliato l'obiettivo tagliato comunque, credo proprio di sì, perché comunque là davanti hai due gruppi, due squadre veramente attrezzate, quindi il distacco è tale che credo che non sia più recuperabile. Probabilmente se avessero vinto in casa ancora avevano qualche... Tra l'altro, insomma, pareggi in casa con il Dolce Onorio Marsala, che certamente non è una squadra difficile. Ogni partita è difficile. Tu lo conosci bene quel girone, tra l'altro. Sì, è vero, ho avuto la fortuna di vincerlo. E quindi voglio dire. Claudio, un Agragas che potrebbe comunque buttare le basi per un playoff impegnativo a questo punto. Quello senza ombra di dubbio, però dico, come diceva giustamente Alessandro, compromesso nettamente l'obiettivo primo posto. Quindi comunque devi serrare le fila, devi cercare di arrivare il più in alto possibile, nella condizione migliore possibile. A volte quando ci arrivi mentalizzato fai meglio di chi perde l'obiettivo, dice porca miseria sono secondo. È vero. Però
magari ci arrivi, non dico scarico, ma non perfettamente convinto. Tu che ti sei mentalizzato... Terranova è la persona giusta lo scopriremo solo vivendo nel calcio, dico come caratteristiche gestionali sì, poi lo conosco bene, anzi colgo l'occasione per salutarlo, però sicuramente è l'idea giusta, poi alla fine l'idea perfetta è quella che porta alla vittoria, quindi gli auguro di cuore, ma senza togliere nulla a chi saranno i suoi competitor. Guardiamo gli highlights, pareggio Akragas 2018 Dolce Onorio Marsala, la partita si è conclusa 1-1. aspettavo di fare una prestazione eccellente, però quantomeno dignitosa. Onestamente il primo tempo molto male, il secondo tempo molto meglio, però non siamo riusciti a rimanere lucidi nei momenti diciamo importanti della partita. Quando a 4 minuti dalla fine fai delle scelte cervellotiche dove velocizzi la ripresa del gioco, vuol dire che qui bisogna lavorare tanto a livello mentale. Oggi ho avuto la conferma che bisogna lavorare, come ho detto poco fa, molto sulla testa dei ragazzi. Ho visto una squadra con molta paura di giocare, ho visto anche perché è una squadra molto giovane, quindi qualcuno forse lo dimentica, il campo sicuramente non ci aiuta, però non deve essere un alibi, dobbiamo cercare di liberare questa mente e dare spazio a quelle che sono le nostre qualità tecniche. Parliamo del Canicattì che continua a vincere, ennesima vittoria interna, 3-0 contro una squadra certamente non facile ma abbordabilissima, un Casteltermini che certamente non vede passare da Canicattì la sua salvezza. Alessandro, un Canicattì, da quello che hai detto poc'anzi, l'Akragas sembrerebbe avere mollato la vetta, che può a questo punto cercare di allungare di più solo ed unicamente con la Don Carlo Misilmeri. Ma intanto bisogna fare i complimenti a questa squadra per la costanza che ha avuto. Complimenti anche all'allenatore
che è giovane, bravo. Al debutto in categoria. Che ha idee, e questo bisogna valorizzarlo sempre, perché noi siamo una brutta categoria. E quindi è vero. E quindi non è facile mai gestire un gruppo, non è mai facile stare in testa, lui lo sta facendo bene, e in un girone è impegnativo. È una squadra, è una società che ci prova da un paio di anni, ha fallito l'obiettivo un paio di anni fa, dove tutti la davano come favorita, anche l'anno scorso era nel mio girone ed era fra quelle accreditate, e grazie a Dio non c'è riuscita, perché hai vinto tu. Bisogna dargli merito a tutto l'entourage. Però ancora la strada è lunga, perché in questo girone ogni partita è un po' più complessa rispetto all'altro girone. Mercoledì credo che vadano a Castellammare in uno scontro con una squadra che è difficilissima. E qua alla lunga peserà anche lo scontro diretto che hanno in casa del Misilmeri. Magari poi parliamo dopo del Misilmeri, infatti. Ci arriviamo dopo. Intanto guardiamoci il servizio della vittoria, appunto 3-0 del Canicattì proprio contro il Casteltermini. All'alba della 19ª giornata nel campionato di eccellenza siciliano, il Canicattì, capolista del gruppo A, vuole conservare 5 punti di vantaggio sulla Don Carlo Misilmeri. Proverà a farlo nel match del Valentino Mazzola di San Cataldo contro il Casteltermini. Tutto pronto allora con il film del primo tempo, la prima incursione è di marca locale e arriva al 7° minuto di gioco. Dalla sinistra infatti riesce a trovare spazio Iezzi, che si avvicina verso l'area di rigore a grandi falcate, sembra imprendibile per la difesa avversaria, entra in area, prova a mettere sul secondo palo dove arriva Prezzabile, conclusione respinta dalla difesa del Casteltermini, si perde poi in un nulla di fatto. Ancora il Canicattì al 24esimo, il pallone finisce a Prezzabile che libera il gran destro dai 20 metri e trova l'1-0, il gol del vantaggio della formazione padrone di casa. Gran tentativo quello di Prezzabile che vale il vantaggio. 25esimo contropiede del Canicattì, Benny Raci prova la staffilata, pallone tra le braccia del portiere Catanzaro. 35esimo, gioco allargato a sinistra dove Tedesco controlla, Tedesco fa partire una conclusione impossibile che vale il 2-0 del Canicattì, staffilata verso la porta di Catanzaro che rimane pietrificato. Un gol bellissimo quello dell'esterno mancino. Ci prova il Casteltermini al 45esimo con un timido tentativo di Cordaro che si spegne tra le braccia di Barbagallo. Seconda frazione, 48esimo, inizia la ripresa col Canicattì che ci prova a duetto tra Privitera e Garufo. Quest'ultimo mette in mezzo Prezzabile, colpisce di testa, salvataggio sulla linea di Silla. 54esimo, ci prova nuovamente il Casteltermini con il tentativo di Guadagnoli che però trova la risposta in tuffo di Barbagallo. 64esimo, ancora un'occasione per il Casteltermini che sembra voler riaprire la partita. Montalbano serve Agnello, calcia male il numero 3 da buona posizione. 65esimo, primo cambio per mister Bonfatto, tocca a Cadernicchia al posto di Di Mercurio. 66esimo, Privitera d'esterno serve Iraci, solita conclusione potente tra le braccia di Catanzaro. 67esimo, tocca a Padovani al posto di Madera. 68esimo, Cadernicchia per vie centrali trova Garufo, poi Padovani innesca Iraci che si allarga con il destro, prova il diagonale leggermente al lato. 75esimo, arriva il tris del Canicattì, Privitera lancia Iezzi come sempre, non lo prende nessuno a sinistra, pallone dentro, Benny Iraci, tutto facile per la capolista che trova il 3-0 contro il Casteltermini e mette il punto esclamativo sul match del Valentino Mazzola. Al 77esimo lo stesso Iraci esce nella bolgia di San Cataldo al suo posto, il momento di Biondo, il Canicattì attacca all'80esimo, la sgroppata di Tedesco, il pallone che viene calciato verso la porta, la respinta di Catanzaro, il neoentrato Biondo alza poi la mira. 81esimo, tocca a Toledo al posto di Iezzi, passano 5 minuti e si mette subito in mostra il neoentrato qui, transizione dalla destra, rientra, poi scarica il pallone ancora per la conclusione di Cadernicchia, è potente ma centrale. Termina il match del Valentino Mazzola di San Cataldo, il Canicattì conserva 5 punti di vantaggio sulla Don Carlo Misilmeri, battendo per 3-0 il Casteltermini. Fra 2 settimane il big match tra la prima e la seconda in classifica. E parliamo di questa Don Carlo Misilmeri,
Inizio però con Claudio. Certo. Don Carlo Misilmeri che, insomma, campagna acquisti spaziale, allenatore vincente, perché Utro indubbiamente è un allenatore vincente, ma questa Don Carlo Misilmeri che raggiunge, mi auguro con tanto piacere, la Serie D, è pronta poi per la Serie D? Perché poi bisogna avere anche delle caratteristiche organizzative, societarie, di struttura per fare un campionato di Serie D. Dico sempre che quando non sei dentro le realtà puoi soltanto giudicare quello che trapela, quello che intuisci, per i meccanismi sono... Io credo che stanno già pensando a come eventualmente supplire, se ne hanno, carenze gestionali e strutturali. Fondamentalmente sì, ci sono degli scalini importanti, ma fra un'eccellenza... Ci sono anche dei paletti importanti. Sì, fra un'eccellenza di vertice fatta bene e una D, per un'equa salvezza, per una serena salvezza, almeno nella fase iniziale potrebbero non trovare grandissimi... Perché poi parliamo... Il problema è poi consolidarti. Certo, perché poi dobbiamo parlare anche di strutture. L'anno scorso la San Cataldese vince il campionato, ma San Cataldo ha un campo per la Serie D. Certo. Insomma, Misilmeri certamente non credo che sia pronto proprio per questo scalino però in prospettiva Serie D. A volte tu non puoi impedire... No, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Io ho visto, per mia fortuna avevo bazzicato altri ambienti con grande serenità, però ho visto cambi al mio primo anno di eccellenza allucinanti, da Caccamo a Ispica. Ma già Ispica è meglio, Caccamo addirittura, ancora peggio. Però rispetto per gli sportivi, perché tu vivi in quella realtà, quindi è chiaro come fai. È come quando qualche anno fa qualche grande santone del calcio, soprattutto l'anno che poi il Catania fu travolto da treni del gol, noi sfido chiunque a dire che eravamo inferiori a Carpi e Frosinone che andarono in Serie A, ma ben vengano Carpi e Frosinone che vanno in Serie A, ben vengano tante favole di squadre inglesi, francesi che acquisiscono quel livello, il Kaiserslautern è in seconda o terza serie, il Greuther Fürth è in Serie A, la stessa cosa negli altri impianti, quindi negli altri tornei, perdonatemi, quindi non capisco perché come la stessa struttura della Coppa Italia, che le 8 big entrano al quarto di finale, mi ha fatto ridere, invece è bellissimo un Giarre Fiorentina di 20 anni fa. È vero. Alessandro, Don Carlo Misilmeri, che l'abbiamo detto è super attrezzata a questo punto per il grande salto, si giocherà questo rush finale ha una rosa ora di altissimo, ha una rosa di altissimo livello, è un presidente che ho avuto modo di conoscere, che ha entusiasmo, che vive per questa comunità, è una comunità dove la domenica, come diceva prima Claudio, vivono questa realtà, è la loro Champions League ed è una cosa bellissima che tu attorno a una struttura che ha una tribuna magari irrisoria trovi tutto il contorno della recinzione con le persone che ce l'hai dietro, però dico hanno quell'idea di voler far bene e hanno fatto degli sforzi credo importanti oggi per assicurarsi un giocatore come Kwame, lo stesso Manfred che è andato là, c'è già Di Giuseppe che ho avuto, D'Angelo, Concialdi, voglio dire, te ne potrei dire tanti altri. Hanno i numeri per competere. Credo che non gli manchi nulla. Assolutamente. Guardiamoci il servizio, la vittoria importantissima della Don Carlo Misilmeri contro il Castellammare per 2-1. Vittoria per la Don Carlo Misilmeri, che al Giovanni Aloisio di Bianostop ha battuto per 2-1 il Castellammare. Una partita che inizia nel migliore dei modi per i biancorossi, che dopo 27 secondi passano in vantaggio. Di Giuseppe serve Concialdi, il numero 10 va al cross sul secondo palo, dove Capitan Cerniglia batte Di Paola con un destro al volo. È 1-0 per la Don Carlo ed è il terzo gol stagionale del capitano biancorosso. La risposta del Castellammare arriva al 13° minuto con la punizione dalla distanza di Virgilio, botta potente, Zummo respinge. Il Misilmeri torna a farsi vedere con la conclusione di Miceli al 22° minuto, la palla termina di poco alta sopra la traversa. Zummo viene chiamato nuovamente in causa a metà del primo tempo con il tiro dalla distanza di Maltese che viene respinto in calcio d'angolo. Da lì a poco il Misilmeri raddoppia, guadagna un calcio d'angolo dal quale nasce il rigore per un fallo di mano.
Dal dischietto Concaldi non sbaglia, spiazzando Di Paola per il numero 10 e il terzo gol stagionale con la maglia del Misilmeri. Da lì a poco i biancorossi sfiorano anche il tris, ma il colpo di testa di Mendola si infrange sul palo interno. Una prima frazione che si conclude su ritmi alti e con una chance per parte. Il Castellammare ci prova con Tarantino che impegna Zoom con un tiro insidioso. Il Misilmeri invece ci prova con il colpo di testa di Di Giuseppe che Di Paola blocca in 2 tempi. Nel secondo tempo il Castellammare accorcia le distanze al 15° minuto. Cirio allarga il gioco, sponda di Mirana per Di Bartolo che batte Zoom con un tiro in diagonale. È l'unica vera chance degli ospiti nella ripresa, dove il Misilmeri più volte va vicino a chiudere l'incontro. Al 25° minuto, azione che nasce da un lancio di Quamè, Concaldi serve Di Giuseppe che trova la respinta di Di Paola. Il portiere si supera anche sul colpo di testa di Manfrè e sulla botta dal limite dell'area di Cerniglia al 36° minuto. Finisce 2-1 con il Misilmeri che sale a quota 40 punti in classifica e centra il 12° risultato utile di fila. Tra 7 giorni si torna a piano stoppa contro la Pro Favara, ma prima ci sarà il turno infrasettimanale in casa del CUS Palermo. Chiudendo il discorso riguardante il girone A, voglio fare una battuta anche sulla Nissa che torna da Sciacca con un pareggio che forse ridimensiona ancora di più i sogni di gloria del presidente Arialdo Giammusso. Alessandro, una battuta su questa Nissa che insomma forse manca la spinta ultima per cercare di agganciare con più serenità anche a questo punto i playoff. Intanto peccato perché comunque una realtà come Caltanissetta merita di stare sempre nei piani alti dell'eccellenza, se non qualcosa in più, perché comunque è una bella realtà e poi devo dire che il presidente è un presidente passionale, generoso, quindi... Sono i presidenti che piacciono a te, io lo so. No, però si vede che ha amore per quello che fa, onestamente. È un peccato se questa squadra non dovesse raggiungere l'obiettivo minimo dei playoff, anche se ci sono state tante rivoluzioni. Però è un presidente che tanti vorrebbero per il suo modo di vedere comunque, di fare calcio, di vedere lo sport, anche per la purezza della persona. Claudio, queste figure non esistono certamente facilmente nel campionato dei dilettanti. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo l'anno scorso alla premiazione a Palma di Montechiaro. È stato una prima volta, quindi con grande piacere, simpatia e poi riscontri anche grande competenza. Sono zone nelle quali, pur essendo nato casualmente a Gela, non ci ho mai vissuto. Addirittura? Mio padre faceva i turni, quindi ho fatto un venerdì, sabato e domenica della mia vita e poi sono tornato a Catania, però nasco lì. Dico, non ho mai lavorato in quella provincia. Presidente, poi, insomma, sta proponendo Claudio, sto scherzando. Dico, mi è andata bene, veramente, l'altra volta riflettevo che ho vinto nella provincia di Enna, di Siracusa, di Messina. Ti manca Caltanissetta. Ti manca la provincia di Caltanissetta. Ti manca la provincia di Caltanissetta. Meno male sì, le sto coprendo. Però dico, sono persone che veramente fanno bene al calcio e fanno fare dei paragoni irriverenti. Vabbè, lasciamo perdere i paragoni e guardiamoci gli highlights. Pareggio tra Unitas Sciacca e Nissa. La partita è finita 0-0. Possiamo partire col film del primo tempo che si apre dopo 5 minuti, tentativo di Messina che però termina alto, dall'altra parte risponde la Nissa, l'intervento da parte di D'Amico che para in 2 tempi sulla conclusione dalla distanza. Al 18° ancora Nissa, Reducci va alla conclusione, D'Amico riesce a respingere, 23°, Reducci scarta l'avversario sul fondo, ancora Reducci prova a mettere in mezzo il colpo di testa, si perde un nulla di fatto la chance per Inisseni, 28° e Kebba che invece si mette in mostra bloccando la conclusione nero-verde, 33° ancora Messina cerca spazio per il destro, lo effettua Kebba in presa centrale, arriviamo fino al 35° sugli sviluppi di un calcio di punizione delicata, arriva la traversa clamorosa dell'Unitas che va vicina al vantaggio, si resta però sullo 0-0 quando al 38° Sant'Angelo lavora bene il pallone, mette dentro per il colpo di testa del compagno, la mira però non è delle migliori, duplice fischio allora tra Unitas Sciacca e Nissa al termine del primo tempo e ancora 0-0, occasioni da una parte e dall'altra bene D'Amico e Kebba
Kebba. Partiamo col film della ripresa. Subito il portiere della Nissa che deve deviare in calcio d'angolo al 66esimo. Leonidas Sciacca con una bella azione manovrata dalla sinistra, poi si sposta il versante per vie centrali, conclusione improvvisa da parte di Ido Iaga, pallone di poco alto, 70esimo. I padroni di casa spingono, cercano la conclusione verso la porta di Kebba che risponde presente, ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco. 75esimo, calcio di punizione per Leonidas Sciacca, blocca ancora una volta il numero 1 della Nissima. Al 78esimo si rivedono gli ospiti in zona offensiva, colpo di testa del neo arrivato Rizzi Rozzata Guglielmo, pallone che però termina al lato. 83esimo, la Nissa nuovamente si ritrova in zona offensiva, D'Amico deve chiudere tutto sull'offensiva. Leonidas Sciacca era rimasto scoperto in questo caso. A 2 dalla fine l'ultima chance per gli ospiti, Ilario mette dentro il colpo di testa, ribatte il tentativo, poi arriva una conclusione che può far solo il solletico a D'Amico. Triplice fischio allora tra Unidas Sciacca e Nissa, né vinti e né vincitori, solo reti bianche in questo incontro valevole per la 19esima giornata del campionato di eccellenza. Termina 0-0, non si muovono le classifiche delle rispettive squadre. Un cordiale saluto allora e come sempre alla prossima. Certamente in questo girone A le squadre sono tantissime, impegnate per cercare di agganciare il treno dei playoff. Vorrei anche sottolineare il Pro Favara, la Mazzarese.2, l'Enna Calcio, insomma Mazzara Calcio, l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Alessandro, questo è veramente un girone difficilissimo ed è un girone che secondo me è combattuto. Insomma, fino all'ultimo cercheremo di capire quelli che vanno a fare i playoff. Il Mazzara è in risalita, aveva avuto un inizio difficoltoso, però si sta riprendendo. Anche là abbiamo un presidente funambolico che è Titone, che ora anche se ci sono voci di un possibile acquisto. Sì, no, stanno trattando, c'è un gruppo eccetera eccetera. E credo che a parte una tra Canicattì e Agragas, l'Enna potrebbe avere le giuste credenziali per poter accedere, e l'altro se lo giocano un po' Nissa, Mazzarese, Nissa, Mazzarese che è una società, mi dicono, molto solida, al suo primo anno. Non mi ha fatto i 4 nomi delle squadre che possono fare i playoff. Tu li vuoi secchi poi dai. Scusa, il pronostico è anche questo. È un girone molto agguerrito. È un girone, vabbè, fammeli tu allora questi 4 nomi che potrebbero uscire nell'urna dei playoff. 3 te li ho dati. 3 li ha dati. Agragas, Enna, Nissa e chi non vince il campionato. Vabbè. Ci fermiamo perché adesso brevissimo stacco pubblicitario e poi subito per chiudere il campionato di eccellenza il girone B. Ragazzi, dai, è il momento nostro, la squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo. Eccoci rientrati, siete con Penalty, vi ricordo che potete rivedere la nostra puntata naturalmente anche sulla pagina ufficiale Facebook di Penalty e perché no seguite anche il nostro canale YouTube dove
volendo potete andare a rivedere tutte le passate stagioni della nostra trasmissione, è presente da ben 11 anni naturalmente in questa nostra bella Sicilia, una Sicilia che regala per quanto riguarda il calcio dilettantistico tantissime emozioni. Claudio, tu che insomma vieni dal professionismo, il fatto che adesso ti stai cimentando anche nel dilettantismo toglie poco nella voglia comunque di mettersi sempre in gioco, però le differenze sono abissali. Sono abissali. Sì, diciamo che mi sono cimentato, anche perché poi a un certo punto Treni del Gol fu una mazzata improvvisa che ti arrivò il 23 giugno col contratto in scadenza il 30, quindi ti sei dovuto rimettere in circolazione. Il progetto di Troina era molto ambizioso e andò in porto, quello di Licata altrettanto, quello di Messina mi aveva riportato nei professionisti, se non avessi dovuto fare poi delle scelte legate alla impossibilità della convivenza con chi... Fermati sulla Leonzio, perché sulla Leonzio per chiudere poi devo farti tante altre domande. E poi ti sto dicendo, anche perché dietro le quinte qualche cosa me l'hai chiesta, nel senso io ti ci buttavo, anche perché me lo dicevano tutti, diciamo la fase iniziale di Lentini è una fase estremamente piacevole, nel senso comunque si doveva seminare da zero e mi era stato assicurato che la semenza c'era, poi strada facendo abbiamo visto che non c'erano nemmeno come fare i buchi nel terreno. E questa è la cosa più brutta purtroppo del campionato dei dilettanti. Parliamo subito del girone B. Girone B si è giocata anche per quanto riguarda questo girone la quarta giornata di ritorno, guardiamo i risultati. Città di Taormina batte Atletico Catania 8-0, Ionica FC batte Città di Viagrande 2-0, Nebros Carlentini 1-1, Santa Croce Città di Siracusa 0-0, Igea 1946 batte Palazzolo 2-0, rinviata al 23 febbraio AC Catena Virtus Ispica 2020, hanno riposato Real Siracusa Belvedere e Ragusa Calcio. Guardiamo la classifica, un po' di cambiamenti, anche se bisogna sempre tenere presente che il Ragusa ha una partita in meno. In testa troviamo questa settimana l'Igea 1946 con 42 punti, 41 per la Ionica FC, 39 punti per il Ragusa Calcio, con 29 il Carlentini, 26 Città di Taormina, 25 Città di Siracusa, con 24 Nebros, 19 il Palazzolo, 18 la Cicatena, 16 la Virtus Ispica 2020 con 14 punti Real Siracusa Belvedere, 11 punti il Santa Croce, 8 punti il Città di Viagrande con 0 punti l'Atletico Catania. Domani tutti in campo, eccolo qua il tabellino per quanto riguarda gli incontri. Carlentini Città di Viagrande, Città di Siracusa Ragusa Calcio, Igea 1946 AC Catena, Ionica FC Palazzolo, Santa Croce Nebros, Virtus Ispica 2020 Real Siracusa Belvedere, riposeranno Atletico Catania e Città di Taormina. Di questo girone possiamo praticamente parlare solo di 2 o 3 squadre, perché poi per il resto, e penso che anche i miei ospiti lo potranno confermare, c'è da parlare poco. Della Leonzio ne parleremo tra poco, ne parlo invece con Alessandro in modo particolare per la zona calda, della zona più importante di questo scontro Igea 1946 con il Ragusa Calcio, con la Ionica FC, non dico più terza incomodo, però certamente una squadra che può dare filo da torcere. Credo che ci sia, hai fatto un quadro ben definito. Credo che sia il girone di eccellenza in questo momento più basso di sempre. Di sempre. Anche se già negli anni precedenti credo non avevano regalato tante emozioni. Ho capito, troppe squadre che mollano. Proprio Gli altri così. anni c'era l'Atletico Catania che si posizionava come Cenerentola del gruppo, adesso ce ne sono 2, 3, ecco. Ma poi il fatto che ora non ci sono più retrocessioni, molte squadre sono lontane anche dal raggiungimento dei playoff, ha comportato e comporterà un abbassamento del livello. L'altra volta sentivo qualcuno dire proviamo, facciamo. Secondo me si dovrebbe essere anche molto lineari e sinceri nel dire che quest'anno questo girone rispetto al girone A vi è un abisso. Ma infatti Merola, che è stato presente la settimana scorsa, sottolineava il fatto che si rischia a questo punto di dover rivedere anche un po' il regolamento dei playoff. Ma il regolamento, non so cosa intendeva dire Merola, però perché con il rischio che molte squadre insomma mollano
Ma probabilmente lo hanno già fatto, cioè voglio dire, è strano che 3 squadre abbiano fatto da sempre questo percorso a sé e lo continueranno a fare. Probabilmente saranno decisivi e fondamentali gli scontri diretti fra 2/3 società che hanno programmato però bene, quindi prendiamo il lato Onore positivo a queste squadre, certo. L'Igea del presidente Baresi e di tutti i soci che da un paio di anni che prova a fare questo salto e lo sta facendo con massima attenzione. Il Ragusa con il grande rilancio. Ragusa, che conosco parte della dirigenza, conosco l'ambiente, che è una dirigenza giovane che ha voglia di fare e che probabilmente ha investito tanto in una squadra che è ben attrezzata. La sorpresa, ma non tanto non lo è perché ci sono un sacco di argentini e gli argentini per natura quando giocano sono sempre competitivi e quindi se la tirerà fino alla fine. Ma il resto... Il vuoto. Cioè, quando sento qualcuno parlare di... Preferirei magari che dicesse che... Un po' ci spiazza però questa cosa, soprattutto perché è un girone vicino ad una grande città come Catania, come Messina, come Siracusa, cioè ci spiazza proprio per questo e ci rendiamo conto come in questo momento il calcio piange le realtà anche sociali di queste città. Ma vediamo lo specchio della situazione. Palermo è appena ritornata da un percorso da gambero. Catania si accinge a passare ogni mattinata senza sapere cosa accadrà fra qualche settimana. Messina è appena fresca di ritorno in cammino anche se ancora è in sofferenza. E tra l'altro ovviamente non ha una situazione brillantissima dal punto di vista complessivo. Però dico, il cammino di eccellenza di quest'anno dalle nostre latitudini è veramente scadente, anche se devo dire la Leonzio ha pagato problemi economici fondamentalmente, perché tutto sommato abbiamo tenuto quasi sempre dignitosamente il campo. Il problema è che la squadra arrivava molto distratta da tutto quello che succedeva in settimana. Da quello che c'era intorno. Eppure abbiamo fatto delle ottime prestazioni. 19 punti in classifica, voglio dire. Sì e no, nel senso che comunque abbiamo fatto, io guardo sempre le prestazioni. Certo, questo è anche vero. Noi con Ragusa abbiamo preso il gol al primo minuto e abbiamo preso il 2-0 al 94esimo, giocando per trovare il pareggio con possibilità di farlo tranquillamente. Con l'Igea abbiamo subito, per quanto c'è un abisso tra le due rose, forse loro hanno subito una loro peggiore giornata, gli mancavano anche Cassaro, gli mancava Assenzio, gli mancava qualcuno dello zoccolo duro, ma lì dovevamo vincere 3-0 noi e abbiamo perso. Eravamo dispiaciuti di stare ancora 0-0 a pochi minuti dalla fine. Con la stessa Ionica abbiamo fatto una partita alla pari, un bellissimo pareggio, combattuto. La squadra aveva dei valori, ovviamente non mi posso limitare esclusivamente alle partite viste sul campo, perché poi la domenica ero impegnato, quindi non le seguivi. Io ho sempre visto un ottimo Carlentini, almeno contro di noi, forse la vicinanza li ha smossi. Attualmente quarto in classifica, tra l'altro. Sì, ho visto un ottimo Carlentini, comunque Siracusa bene o male alla fine qualcosa la sta esprimendo, però se consideriamo i valori espressi dall'altro girone, dove la prima non sa mai se batte l'ultima, qua fai 8 gol. Ci si confonde poi alla fine. Tra l'altro con un Città di Siracusa, Alessandro, che rischia addirittura di non fare neanche playoff. Questo è quello che ti dico. Il Taormina che era partito con determinati obiettivi e probabilmente ora pian piano è andato. Taormina era partito per lottare alla grandissima. Quindi tutto questo è a discapito del nostro movimento e quindi del nostro territorio, anche se dico io non lo faccio da 2 anni, perché in generale tu lo percepisci anche nella qualità dei singoli, quindi questo non è una cosa bella, perché ti fa capire che siamo in grande difficoltà. Indubbiamente. Guardiamoci la vittoria dell'Igea 1946 2-0 contro il Palazzolo. Tutto secondo copione per l'Igea, che passa anche allo Scrofani Sallustro regolando il Palazzolo per 2-0 e centrando inoltre la 4ª vittoria di fila. I giallorossi di Alizzi la sbloccano dopo 9 minuti con Voinea, che riprende il colpo di testa di Assenzio finito sulla traversa e col destro da sotto porta batte Greco, firmando così il vantaggio barcellonese e la sua prima rete con la maglia dell'Igea. Il Palazzolo accusa il colpo e al 24esimo incassa anche il 2-0 dagli ospiti, quando Assenzio raccoglie l'invito su punizione del solito Franchina e come un rigore
ancora in movimento, supera l'estremo giallo-verde per il raddoppio igeano e che gli vale come nono sigillo in campionato. Il Palazzolo tenta la risposta, ma il destro da fuori di Dettler non crea problemi a Paterniti. I gialloverdi ci provano anche al 44esimo reclamando un calcio di rigore per un presunto contatto tra Assensio e Diallo. Il signor Buzzone dice di no. Nel finale di frazione però è ancora l'Igea a sfiorare il gol con la spada che manda alto sulla traversa l'invito di Soue. Nella ripresa, dopo il tentativo in apertura di Cassaro che non c'entra la porta sull'invito di Assensio, il Palazzolo ci prova in più di un'occasione, ma prima il destro di Magro al 65esimo finisce alto sulla traversa, poi la conclusione in aria di Diallo esce di poco alla sinistra del portiere, quindi la punizione di Dettler dal limite trova un super Paterniti a negargli la gioia del gol e sempre Dettler per 2 volte col mancino al minuto 77 e col destro al 94esimo non riesce a perforare la rete avversaria. L'Igea centra la 13esima vittoria, la 7ª esterna del campionato e si porta momentaneamente solo al comando della classifica con 42 punti. Rimane invece a 19 il Palazzolo. Abbiamo dunque capito che questo girone B certamente regalerà emozioni soltanto per 3-4 squadre, poi il resto sappiamo benissimo come è andato e come andrà a finire. L'altra squadra che probabilmente cercherà di vincere la stagione è certamente questo Ragusa, ne parlate entrambi bene, a dimostrazione che il lavoro di Raciti quest'anno si è visto sul campo. Ma anche di chi c'è alle spalle, anche chi c'è alle spalle, certo, chiaro, una società, una città che vuole risvegliarsi perché da qualche anno era un po' in letargo, no? Tutta la provincia di Ragusa si è data una mossa, Modica, Comiso, lo stesso Ragusa, certo ha vissuto gli albori del Marina di Ragusa sino alla scorsa stagione, poi sappiamo benissimo che la continuità è sempre molto difficile e le piccole realtà sono le prime quasi a morire. Esatto. Parlando del Ragusa, una battuta, Alessandro? Ma a parte il legame che mi contraddistingue con questa piazza con cui ho lavorato un anno benissimo, devo dire che, ripeto, è una società giovane che si è strutturata di gente per bene, ambiziosa, con Graziano Strano che fa il direttore a 360 gradi, lo sta facendo in modo eccelso, e con una rosa validissima per la categoria e per questo girone, e che alla fine, come dicevo poc'anzi, si giocherà tutto probabilmente negli scontri diretti con... Ma non mi vuoi dare però il responso finale, neanche questa volta? No, sicuramente andrò a vederla. Vabbè, questo sicuro. Perché sono due società amiche e per cui... È tutto aperto, su questo... Sarà fondamentale a mio avviso lo scontro diretto. Lo scontro diretto. Che verrà fatto credo perché a poi Barcellona. Sulle altre gare fondamentalmente potresti fare un percorso quasi netto. È vero, infatti. è vero. Tra l'altro io vedo difficile che oggi queste squadre perdano punti, ecco, certo, anche per il contesto che si è venuto a creare. Chiaro. Tra l'altro il Ragusa andrà a giocarsi la finale contro il Mazzara Calcio. Claudio, e così poi passiamo ai saluti. Sarà una partita certamente importante, intanto vincere una coppa è sempre una cosa importante, però poi il percorso eventualmente per raggiungere la Serie D attraverso le rimanenti partite eliminatorie è veramente Guarda, io ti un dico, massacro. ho avuto la fortuna, alle mie prime 2 esperienze, Troina e Licata, di vincere alla prima partecipazione. E anche lì è un'incognita incredibile, perché col Troina andammo, anche se poi mollammo qualche punto in campionato per concentrarci sulla Coppa, col Troina andammo a fare la finale nazionale col Villa Biagio, che era promosso. Anzi, mi stupì che poi il Villa Biagio non vinse tutto successivamente, perché era una squadra stellare. Noi perdemmo 3-0 dopo 10 minuti. Sì, mi ricordo la partita. Quindi sai, quando comunque finì 3-2 però poi finì 3-2, se durava 10 minuti forse facevamo qualcos'altro. Però dico, già l'avere partecipato, avere quell'obiettivo di andare a raggiungere la finale, comunque poi sarebbe andata alla finale, ti ha portato magari a mollare. Noi perdemmo lo scontro diretto col Paceco, ma sapevamo, andiamoci là, andiamo lì che siamo promossi, no? Quindi poi magari hai mollato qualcosa in campionato. Con Licata invece fummo puniti da 2 situazioni ambientali a Locri e a Trani che ve li raccomando. Cioè, noi abbiamo preso botte e daspo a Locri,
è un arbitraggio allucinante. Noi facemmo 11 contro 8 a Trani e stavamo solo 2-1, noi eravamo felicissimi perché abbiamo detto dobbiamo fare il ritorno. E quelli non attaccavano, abbiamo detto ma che cosa sta succedendo? Cioè io 11 contro 8 cerco di chiuderla lì. Chiaro. E invece prendemmo solo il 3-1 al 96esimo, qualcosa di scandaloso dal punto di vista arbitrale. E poi al ritorno fummo penalizzati perché con una squadra decimata da 6 assenze sull'1-0 ci fu annullato il gol del passaggio del turno e lì disperdemmo tante energie mentali, ambientali, perché poi il pubblico si incavolò per questo arbitraggio di Licata-Trani e andammo a giocarci il play-out in campo neutro a Biancavilla e perdemmo col Dattilo, giocandoci la possibilità di proseguire la stagione, lì anche per colpe nostre, perché noi sottovalutammo il play-off, scusami, noi penalizzammo l'impegno in maniera imperdonabile, noi pensavamo chi si sta qualificando in questo momento in Calabria e abbassammo la guardia, ma anche perché poi avevi comunque esaurito le energie mentali perché te le fa esaurire e c'è un diktat di date che tu giochi il mercoledì la domenica a Paceco, il mercoledì a Locri, la domenica a Mazzara, poi e non ti sposti con l'aereo tra l'altro, per cui insomma un dispendio di energie fisiche, mentali esagerato. È un'incognita che ti può portare, però se ti concentri sul campionato male non fai. È vero, è vero. Un pronostico sulla finale, mi piacerebbe conoscerlo sia da Alessandro che da Claudio. Mazzara-Ragusa. Alessandro. Supplementari. Beh, quello sì, sicuro, anch'io sono di questa idea. Però ai rigori no, dai. No, ai supplementari. E chi vince? No, questo no. Questo... Vabbè, lui da allenatore non lo può dire, lo dirà lui. Invece vince Claudio. Quella che va in svantaggio. Noi tutte e due le finali perdevamo, 1-0 ha finito 2-1. È una caratteristica. Fate segnare gli altri. Benissimo. Lentini è ormai acqua passata. Cosa bolle in pentola? Qualche chiacchiera sicuramente è arrivata al tuo orecchio, anche perché è arrivata a me, per cui sarà arrivata pure a te. Allora, insomma, la tua esperienza può servire senz'altro per progetti interessanti. Diciamo che già anche mentre mettevamo sul fuoco la pentola lentinese, è chiaro che qualcuno mi ha chiamato fin dall'inizio. Io sono lo stesso cretino di quando giocavo nei dilettanti, che se davo la mano a una squadra io per quell'anno giocavo sempre con quella. Io non ho mai lasciato la squadra per la quale ho lavorato, semmai quando proprio non ce l'ho fatta più e ho lasciato la Serie A a casa mia, per 4 mesi non sono andato a lavorare da nessuna parte. Io stavo per dire una parola che me la sono rimangiata perché ho sentito molte volte la frase sposo un progetto e aborro. La parola progetto, no, sposare un progetto mi fa impazzire. Non parliamo più della parola progetto. Quest'estate sono andato con un entusiasmo senza fine a Lentini, portato da un mio caro amico che ovviamente poi quando le cose si spaldano poi viene insultato dalla piazza. Il mio caro amico, non ho nessuna esitazione a dirlo pubblicamente, a ribadirlo, che Aldo Bufalino mi ha portato a Lentini. Avevamo tutti i requisiti per poter fare quello che dovevamo fare, nel senso senza vincere il campionato, risvegliare una piazza, rimettere in piedi un meccanismo. Poi Aldo aveva pochi mezzi, non si va più allo stadio per il Covid, quindi ti mancano anche gli sponsor. Quando poi cerchi di salvare il salvabile, mischiandoti con chi non è pronto a gestire le situazioni, e poi manca anche di lealtà nei tuoi riguardi, e a quel punto salta tutto. Dico, quello che dovevo dire l'ho ampiamente detto e scritto, quindi non rimangio una parola. Anzi, approfitto, grazie, della vetrina, assolutamente a tua disposizione. Qualcuno ha osato dirmi, allora, se tu fai lo spettatore esterno e vai a guardare le frasi colorite che ho usato, anche forse per sdrammatizzare, ci sta. Non fa parte del mio costume, io ho quasi 60 anni, qualcuno mi dice non li dimostro, ma ce li ho, a novembre saranno 60, ho sempre salutato con grande dignità, qua non mi sono tolto nessun sassolino, qua ho raccontato quello per cui sono stato malissimo un anno, io, la mia famiglia, trattato così non me lo meritavo assolutamente. Sono d'accordo. Qualcuno, non voglio sprecare l'occasione per salutare da Francesco Nardo, che è il vicepresidente, da Saro Tomasello, che è il capo ultrastorico di Lentini. Qualcuno mi ha sempre detto, mi ha fatto notare che forse non dovevo calcare la mano. Io sono così incavolato con quello che ho passato quest'anno che mi sono trattenuto, e credo comunque di avere poi fatto una specifica importante nel corpo di quella che è stata la mia, qualcuno ha definita svuotata di sacco. No, io ho raccontato quello che ci hanno fatto passare, perché poi non può passare impunemente questa stagione, assolutamente, certo. Sulle spalle mie, dei miei colleghi, del staff tecnico, dei calciatori, perché comunque noi campiamo così, non ci prendiamo per il culo, scusate.
in eccellenza quando si parla di addetti ai lavori è perché lavoriamo, certo. Quindi dobbiamo portare il pane a casa. È più facile per un calciatore rinunciare alle 300-400 euro mensili perché c'è papà e hai 22 anni, ma a noi non ci dovevate fare quello che ci avevano fatto. È vero. E comunque, ribadisco, e chiudo, io ho salutato con grandissimo affetto nel corpo della stessa lettera le istituzioni, la città, i tifosi, perché nessuno meritava questo, che nessuno possa dire io ho usato delle parole brutte contro la Leonzio e Lentini. La Leonzio, rappresentata da questi figuri, oggi meritava questo e anche di più. La città merita prima o poi qualcos'altro, ma forse la butto lì così. Abbandoniamo la storia, è come quando dissi abbandoniamo la matricola, i calzettoni neri a Catania e risorgiamo. Non la chiamate più Leonzio. Gli ultimi 9 sodalizi che avevano questa Leonzio nel suffisso fra atletico, provate a chiamarla Lentini, proprio è un consiglio, proprio un'ipotesi di rilancio. Benissimo, va benissimo, benissimo. Allora, salutiamo anche Alessandro Settineri, che ritrovo dopo qualche mese. La sua esperienza di San Cataldo ormai fa parte del passato e probabilmente anche per lui, insomma, le prossime esperienze saranno certamente esperienze importanti, perché l'esperienza adesso è ancora più forte nel suo curriculum, e poi soprattutto è uno che non molla mai, lo conosco troppo bene. Assolutamente, assolutamente. Rimane un percorso meraviglioso, iniziato l'anno scorso e concluso quest'anno, ripeto, per mia scelta, ma porto dentro una stagione da imbattuta con tutti i record possibili tra vittorie e quant'altro. Quindi io ricordo il tuo sorriso nel giorno della finale contro l'Agragas. Io feci il servizio per penalty, fui uno dei pochi a riuscire ad entrare in campo proprio nella parte finale, e vedevo nei tuoi occhi una felicità smisurata. Ma anche là, se tu hai visto, sono rimasto molto pagato. Hai controllato la situazione, mi sono goduto il momento, perché tutti insieme abbiamo regalato a una tifoseria, a una piazza molto esigente, qualche cosa che non era mai riuscito, perché comunque la San Cataldese in D era andata sempre per o ripescaggio o per altro, quindi nella sua storia è il primo campionato di eccellenza che vinceva da imbattuta. E questo campionato l'ha vinto Alessandro Settineri. No, ma l'abbiamo vinto tutti. Ci teniamo a dirlo, tutti. Lo diciamo noi, addetti ai lavori. Poi il proseguo, come diceva prima Claudio, la parola che si dà ancora per alcuni ha valore. L'accordo con la società è stato fatto perché avevano sentito determinate voci su di me, su altre probabili possibilità di andare in altri posti, e io li ho rassicurati, sono scesi, abbiamo cenato a Capomulini, ho dato la mano e ho bloccato ogni altra trattativa che avevo in quel momento in corso, perché avevo anch'io il piacere di proseguire questo percorso indie con la San Cataldese, pur avendo moltissime richieste della stessa Serie D, però ho dato la mano, come è stato il caso di Claudio, e rimane tale. Quindi rimane tale, ripeto, per me è un un ricordo bellissimo, un'esperienza meravigliosa, e sicuramente il prossimo anno, dove andrò, se andrò in qualche posto, andrò con lo stesso entusiasmo che mi accompagna ogni volta che prendo panchina. Bene, grazie ai nostri due ospiti, Grazie. Claudio Cammarata e Alessandro Settineri. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale, perché dopo parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. Dai raga! Dai! È il momento nostro, Va bene, la squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo.
Dopo la parentesi dedicata al campionato di Serie D e ai 2 gironi del campionato di eccellenza con la presenza in studio di Alessandro Settineri e di Claudio Cammarata, adesso parliamo del campionato di promozione, partiamo subito con il girone A. Terza giornata di ritorno per quanto riguarda questo girone, guardiamo subito i risultati con la conferma del Resultana San Lorenzo che addirittura stravince in casa 7-0 contro la super giovane Castelbuono. Alba Alcamo batte Villabate 5-0, Casteldaccia batte Lascari Cefalù 4-0, Città di San Vito Lo Capo Fulgatore 1-1, Folgore Castelvetrano batte Partinica Audace 2-0, Gangi batte Camarat 3-1, Raffadali 2018 batte Città di Carini 6-0. E come ho detto poc'anzi, conferma per quanto riguarda la squadra leader del girone A del campionato di promozione. In testa troviamo il Resultana San Lorenzo con 37 punti, con 33 il Casteldaccia, con 30 punti il Lascari Cefalù, 29 punti per Folgore Castelvetrano e Raffadali 2018, con 27 Fulgatore, Gangi ed Alba Alcamo. 18 punti Città di San Vito Lo Capo, 17 Città di Carini, 12 punti per il Camarat, 11 per il Villabate insieme al Partinica Audace, chiude la classifica super giovane Castelbuono con 7 punti. Sottolineiamo in questo girone A la conferma dunque di questa squadra palermitana, il Resultana San Lorenzo. Stiamo già guardando le immagini della goleada contro il super giovane Castelbuono, fanalino di coda di questo girone A del campionato di promozione. Un 7-0 che certamente proietta sempre di più la squadra palermitana in vetta e in prospettiva eccellenza. Teniamo presente comunque anche che le altre dietro in classifica non mollano, soprattutto questo Casteldaccia che vince lo scontro diretto contro il Lascari Cefalù per 4-0. Da sottolineare anche la salita sempre di più del Raffadali di mister Falsone che vince 6-0 contro il Città di Carini. Parliamo adesso del girone B. Anche in questo girone, terza giornata di ritorno, eccolo qua il tabellino dei risultati. Messana 1966 batte Castelluccese 3-2, Torrenovese batte Gioiosa 2-1, Sinagra Calcio Promende 2-2, Profalcone batte Stefanese 3-0, Sant'Angiolese batte Atletico Messina 2-1, Milazzo Baldinisi 1-1, Rocca Acquedolcese batte Gescal 2-0. Rocca Acquedolcese che ritorna in campo, ritorna e vince facile contro la Gescal 2-0, vittoria che permette alla squadra messinese di diventare di nuovo solitaria in vetta in questo girone B del campionato di promozione, tenendo presente che deve ancora recuperare una partita. Al secondo posto troviamo la Torrenovese, una Torrenovese che si sbarazza del Gioiosa vincendo proprio a casa del Gioiosa 2-1. Guardiamo il servizio. La Torrenovese sbanca anche l'Enzo Vasi ed infligge al Gioiosa la prima sconfitta del 2022. I rosanero di Nardi si confermano in ottima salute dopo il Milazzo, non concedono sconti nemmeno ai Granata, portandosi almeno per una notte in testa alla classifica insieme a Rocca Acquedolcese e Provende. L'approccio è la chiave del match con gli ospiti che partono forte e dopo 6 minuti Gioita la potrebbe sbloccare, ma Devoto risponde presente. L'estremo gioiosano però nulla può fare un minuto dopo quando lo stesso Gioita raccoglie l'assist di Truglio e da pochi passi mette alle sue spalle il vantaggio per la Torrenovese che gli vale come primo sigillo in campionato. Insiste la squadra di Nardi che al nono sfiora il raddoppio con l'ex Peppe Mazzuff che manda alto sulla traversa la punizione di Adamo. Il Gioiosa tenta di venire fuori dal guscio provandoci con l'altro ex della partita De Gregorio che costringe Ferrera a rifugiarsi in angolo, ma sul ribaltamento di fronte la Torrenovese raddoppia quando il signor Lamalfa vede il contatto in aria tra Edoardo
Collura e Ceraolo e senza esitazioni indica il dischetto. Dagli 11 metri Adamo non sbaglia, facendo così Gioiosa 0, Torrenovese 2 e seconda rete in campionato per il centrocampista rosanero. Gli ospiti affondano ancora e per altre 2 volte vanno a centimetri dal tris, con Pepe Mazzuff che al 26esimo calcia sull'esterno della rete e con Gioitta che 2 minuti più tardi impegna severamente Devoto da distanza ravvicinata. Il Gioiosa ha un sussulto alla mezz'ora, ma la punizione di Cresci Bene non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che sul capovolgimento di fronte non trova nemmeno Gioitta che manda a fil di palo il cross dalla destra di Truglio. Nel finale di frazione però i Granata cercano di riaprire la gara, prima con De Gregorio che col destro impegna in Ferrera alla parata e poi al 46esimo reclamano un calcio di rigore su Andrea Collura, ma il contatto avviene fuori area. Penalty che il Gioiosa invoca anche nella ripresa per un presunto fallo di Parisi su De Gregorio, che il fischietto palermitano non giudica da massima punizione. Gli sforzi dei padroni di casa vengono comunque premiati al minuto 60 quando De Gregorio raccoglie la punizione di Cresci Bene e di testa mette alle spalle di Ferrera il pallone dell'1-2 che gli vale come terzo sigillo in maglia granata. L'11 di Catalfamo ci crede, ma i tentativi di De Gregorio al 62esimo e quello del neoacquisto Restivo 5 minuti dopo non sortiscono l'effetto sperato. L'ultima occasione del match è di marca torrenovese con Truglio che non riesce a sfruttare al meglio l'invito di Ceraolo. Con questo successo il terzo fuori casa, la nona complessiva in campionato, la torrenovese sale in classifica, quota 32 punti in prima posizione, in attesa che si giocano il resto delle altre partite, mentre il Gioiosa rimane fermo a 16 e mantiene 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Passi indietro per il Milazzo, bloccato in casa addirittura dalla Valdinisi. La partita è finita 1-1, guardiamo il servizio. Il Milazzo deve rinviare nuovamente l'appuntamento con la vittoria e dopo la prima sconfitta del campionato rimediata domenica scorsa a Torrenova, i rossoblù non riescono a riscattarsi davanti ai propri tifosi e vengono fermati sul nulla di fatto da un imponente Valdinisi che ha dimostrato, giocando anche un buon calcio, di non meritare la penultima posizione in classifica. I mamertini devono fare a meno di Calcagno, Matinella, Leo, Trovato e Brunetto e al 24esimo rischiano di andare sotto sulla girata ravvicinata di Brunetto che Oxai riesce a disinnescare con l'aiuto di Ferlazzo. L'estremo di casa risponde presente anche pochi minuti dopo, bloccando in tuffo il tiro dal limite di Munafò. Poi il Milazzo tenta la risposta e alla mezz'ora Dama serve in area Arena che da pochi passi calcia sull'esterno della rete. Insiste la squadra di Nastasi che 7 minuti dopo ci prova anche con Di Bella, il cui tiro è prontamente ribattuto da Simoni. Ma al 40esimo a passare sono gli ospiti quando Munafò raccoglie l'invito di Mazzullo e col destro batte Oxai, firmando così l'1-0 per i suoi e il suo secondo sigillo in campionato. La Valdinisi spinge alla ricerca del raddoppio e nella ripresa al 74esimo Mazzullo col sinistro non centra la porta per questioni di centimetri. Spinge la formazione di Frazzica che al minuto 84 reclama anche un calcio di rigore per un presunto mani di Ferlazzo. Il direttore di gara lascia giocare. Il Milazzo tenta una timida risposta con le conclusioni di Cardia su punizione e corso subito dopo, che però si perdono sul fondo. Dall'altra parte gli ospiti invece la potrebbero chiudere, ma il diagonale di Munafò all'87esimo e il tentativo di pallonetto di Saglimbeni un minuto dopo non sortiscono l'effetto sperato. Così nel finale il Milazzo tenta il forcing disperato e dopo il colpo di testa di Herrera che manda di poco al lato la punizione di Laquidara, i rossoblù acciuffano il pareggio al minuto 91 quando Dama con una perfetta girata col destro batte Simoni, facendo così Milazzo 1, Valdinisi 1. Esplode il Marco Salmeri e gol numero 2 in campionato per il bomber rossoblù. Il Milazzo ci crede e al 95esimo Mandanici in sforbiciata centra la traversa e sulla ribattuta il tiro di Cardia viene respinto sulla linea di porta da Lombardo. L'1-1 finale fa scivolare il Milazzo al quarto posto in classifica con 31 punti a meno 4 dalla vetta, mentre la Valdinisi al suo terzo risultato utile di fila si porta a quota 10 punti, rimane al penultimo posto e a meno 5 lunghezze dalla salvezza diretta.
Ingarbugliata situazione dunque per quanto riguarda questo girone B del campionato di promozione, in testa attualmente la Rocca Acquedolcese, però è anche vero che le inseguitrici non mollano facilmente. Su tutte la Torrenovese, abbiamo anche il Milazzo che seppur pareggiando in casa rimane sempre altissima in classifica, ma bisogna sempre tenere presente anche della Promende e della stessa Messana 1966. Voltiamo pagina, parliamo del girone C. Vincono tutte e tre le squadre di testa di questo girone C del campionato di promozione. Vince la Leonfortese, vince l'FC Motta e vince, seppur soffrendo, anche il Real Aci. Guardiamo il tabellino di questa terza giornata di ritorno. FC Motta batte Belpasso 2014 2-0, Leonfortese batte Gimnica Scordia 6-1, Ciclope Bronte batte Mister Bianco 1-0, Real Aci batte Lavinaio 1-0, pareggio tra Armerina e Atletico Nissa 2-2. Città di Calatabbiano, Atletico 1994 0-0, pareggio tra Don Bosco 2000 e San Gregorio 3-3. E come ho detto poc'anzi, abbiamo in testa attualmente l'accoppiata FC Motta Leonfortese con 40 punti, ma è anche vero che con 39 il Real Aci si trova al secondo posto e deve recuperare una partita. La classifica che stiamo già vedendo prosegue con i 32 punti dell'Atletico 1994, i 24 dell'Atletico Nissa, con 23 Gimnica Scordia, con 20 punti Belpasso FC 2014, 19 punti Ciclope Bronte, 18 Mister Bianco, 15 Don Bosco 2000, 14 San Gregorio, 12 Armerina, 10 punti per il Lavinaio, chiude la classifica il Città di Calatabbiano con 9 punti. Da recuperare la partita appunto del Real Aci che dovrà giocare lo scontro contro l'Atletico Nissa. Iniziamo subito con gli highlights, vittoria 2-0 dell'FC Motta contro il Belpasso. Ben ritrovati dal comunale di Motta Sant'Anastasia per FC Motta Belpasso, gara valida per il campionato di promozione. Dirige l'incontro il signor Ragusa della sezione di Barcellona, coadiuvato da Principato di Agrigento e da Scannella di Caltanissetta. La sfera arriva a Michalizzi che la controlla, ancora Michalizzi col destro, deviato, blocca Gulisano. Punizione dalla destra affidata a Sinatra, traversone, c'è una deviazione, prova ad arrivarci Luca, poi Giacone, non riesce a centrare lo specchio, insiste il Motta, calcio d'angolo battuto da Sinatra che trova in aria Luca, la sblocca su corner l'FC Motta e lo fa con il numero 8 che va ad esultare così, cambia il parziale al comunale, padroni di casa avanti. Pallone vagante recuperato dal Belpasso. Qui c'è un duello fra Giacone e Nicolosi, alla meglio il centrale del Motta, ma si prosegue. Riccieri serve in profondità per Michalizzi che viene anticipato dall'ottima uscita di Gulisano. Lancio illuminante di Sinatra per Inserra corre sulla destra, ancora la conclusione del 9. Ad un passo dal 2-0 il Motta. Michalizzi, pallone largo per Manè che brucia in velocità Nicolosi, ancora Manè col destro, risponde come meglio non può Gulisano e salva il parziale. Riapprezziamo il tiro del numero 3 e il colpo di Reni perfetto di Gulisano. Punizione per il Motta sfruttata adesso da Luca che va in profondità da Sinatra, Sinatra controlla col mancino, poi scarica verso Inserra col destro, raddoppia per l'FC Motta. C'è l'abbraccio fra i due. Rivediamo la botta del 9 che ha superato Porto per il 2-0 dell'FC Motta. Gioca verso un compagno che però viene anticipato. Recupera di conseguenza Inserra, la sterzata. Poi lo scarico per Luca. Luca ci prova dal limite. E va vicino al terzo gol del Motta. Insiste la formazione di Di Maria. Rimessa laterale affidata a Nicolosi che gioca su Palazzolo, inseguito da Manè. Accelera il numero 7 che si trova davanti un altro avversario che viene superato. Pallone sulla corsia destra, risponde Porto. Poi prova ad arrivarci Maesano. Non inquadra di poco lo specchio della porta, ma insiste. Sempre l'FC Motta. Ottimo recupero senza fallo di Palazzolo che va direttamente in porta. È andato vicino al terzo gol il Motta. Triplice fischio al comunale. FC Motta che batte Belpasso per 2-0 e si aggiudica un'altra vittoria pesantissima.
L'altra partita che vi voglio proporre per quanto riguarda questo girone C del campionato di promozione è la vittoria del Real Aci 1-0 contro il Lavinaio, soffrendo ma sono stati 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Archiviata l'andata degli ottavi di Coppa contro il Gesca con un 3-0 a tavolino, il Real Aci riprende il cammino in campionato, affrontando un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere. Il Lavinaio, guidato in panchina da una vecchia conoscenza, Gianluca Arciprete, allenatore dei Granate nella stagione 19-20. Prima chance dell'incontro per il Lavinaio, corner di Di Mauro, colpo di testa sul secondo palo di Spada, è Vitale, ci mette una mano e poi De Carlo libera. Riceve palla Marino, guarda al centro, la mette dentro per Garozzo di testa, pallone al lato. Marino batte velocemente una punizione e pesca subito Garozzo sulla sinistra. Garozzo si sposta il pallone sul destro. Prova Garozzo! Palla alta sopra la traversa. Scocca l'ora di gioco. Licata ha spazio sulla sinistra. Prova a servire Garozzo. Rimballo che favorisce ancora Licata. Riprova il passaggio. Viene spinto da Caponnetto. L'arbitro non dà il vantaggio. Segnala punizione e dà rosso diretto a Caponnetto per il fallo su Licata. Rosso diretto per Caponnetto. E Lavinaio in 10 uomini. Faro vede Di Blasi e lo serve. Poi si sovrappone, Di Blasi lo cerca ancora, cross immediato di Faro, per Pennisi al volo, all'angolino, che gol incredibile, Tancredi Pennisi, secondo gol in campionato, il Real Aci in vantaggio, 8 minuti dalla fine, Real Aci 1, Lavinaio 0, i due subentrati, Faro e Di Blasi confezionano l'assist, per l'incredibile gol di Pennisi. Triplice fischio del signor Guastella di Ragusa, il Real Aci batte il Lavinaio grazie alla splendida rete di Pennisi e rimane in scia Motta e Leonfortese che si trovano in testa a +1. Aspettando gli scontri diretti, per adesso ci stiamo gustando un girone C certamente ricco di sorprese e anche di intensità. 3 le squadre di vetta, 3 che comunque cercheranno fino all'ultimo di battagliarsi tra di loro, soltanto una ambirà poi a quel punto alla vittoria conclusiva con il passaggio in eccellenza, le altre giocheranno poi la roulette dei play-off. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone D. Fermo anche per questa domenica il Mazzarrone, ne approfittano per accorciare la classifica le altre inseguitrici, guardiamo i risultati anche in questo caso della terza giornata di ritorno. Città di Comiso batte Scicli 2-0, rinviata Megara 1908 Mazzarrone, Città di Avola 2020 batte Pro Ragusa 2-0, Città di Canicattini batte Priolo Gargallo 1-0, Club Calcio Vittorio 2020 batte Frigentini 2-1, Sporting Eubea batte RG 2-0, rinviata al 23 di febbraio Modica Calcio Nuova Città di Gela. In classifica rimane in testa sempre la squadra del Mazzarrone, le altre chiaramente si stanno avvicinando, ma è anche vero che appunto la squadra del Mazzarone deve ancora addirittura recuperare 2 partite. Attualmente è in testa con 35 punti, con 32 il Città di Comiso, 28 punti per il Modica Calcio, 26 per lo Sporting Eubea, 25 punti per Frigentini e Nuova Città di Gela, 24 Club Calcio Vittoria 2020, 23 punti per il Priolo Gargallo. Con 19 il Pro Ragusa, con 17 il Città di Canicattini, 16 punti Città di Avola 2020, 12 RG, 11 Megara 1908, con 9 punti lo Scicli. Debbono recuperare, come ho detto poc'anzi, 2 partite il Mazzarrone e la Nuova Città di Gela, una partita da recuperare invece per Modica Calcio, Sporting Eubea e Città di Canicattini insieme alla Megara 1908. Anche questo girone, come al solito, regalerà sino alla fine grandissime emozioni. Attualmente il Mazzarone è leggermente avvantaggiato rispetto alle sue inseguitrici, con 2 partite addirittura da recuperare. Adesso voltiamo pagina perché dobbiamo parlare del campionato di prima categoria e subito il rullo con i risultati e le classifiche dei 7 gironi.
si conclude anche per questa settimana la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, nel consueto spazio del martedì sera alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Voglio ricordarvi che siamo in onda anche sul canale 17 di 7 Gold ogni mercoledì ed ogni giovedì, anche se questa settimana con la concomitanza del Palermo che giocherà l'infrasettimanale andremo in onda soltanto giovedì tra le 13 e le 14. Per intanto vi lascio e vi do appuntamento, in questo caso, alla prossima settimana, puntuali il martedì sera con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.